Buon pomeriggio a tutte e a tutti. Eccoci per il consueto appuntamento mensile di Clip. Questo evento è un evento molto grande che coinvolge molti relatori e molte relatrici. Abbiamo con l'organizzazione e la regia della professoressa Anna Troisi dell'Università Magna Grecia di Catanzaro. Abbiamo qui ospiti le professoresse Alessia Gabriele, Università di Ennacore, la professoressa Carla Spinelli dell'Università di Bari Aldo Moro, i professori Rosario Santucci, già Università del Sannio e oggi nostro segretario generale AIDLAS, e Filippo Livelli, Università di Macerata, i quali tutti ci accompagneranno in un pomeriggio molto denso in cui discuteremo di flessibilità e condizioni della persona che lavora. Quindi muoviamo da mesi in cui ci siamo incontrati per parlare di contratti e per parlare di strumenti, arriviamo alla centralità di questa annualità di Clip parlando della persona che lavora. Sono molto lieta di cedere subito la parola alla professoressa Anna Troisi che ci introduce all'argomento di oggi. Buon pomeriggio a tutte e a tutti e molte grazie come sempre alla collega Anna Zilli. Il seminario catanzarese di questa edizione di Clip, nell'ambito della flessibilità organizzativa nel pubblico impiego, intende tratteggiare un quadro analitico e sistematico al contempo delle misure legate alla condizione della persona che lavora nella pubblica amministrazione, appunto, anche in ragione delle condizioni e della situazione dei suoi familiari che si ripercuotono sul lavoratore o sulla lavoratrice pubblica. E in questo secondo caso il tema è fondamentalmente quello della conciliazione tra esigenze lavorative ed esigenze di vita, e specie di cura familiare, il cosiddetto work-life balance, e delle relative politiche di inclusione anche per le lavoratrici e i lavoratori pubblici. Per questa ragione, la scelta metodologica per l'articolazione e la scansione degli argomenti del seminario è stata quella di declinare l'area tematica in base al tipo di esigenza di cura, individuando in particolare le tre fondamentali che possono essere assunte come parole chiave del seminario: genitorialità, disabilità, anziani. E così rispettivamente alla professoressa Alessia Gabriele, ordinaria di diritto del lavoro nell'Università di Ennacore, in qualità di esperta della materia, è affidata l'analisi della genitorialità, ossia del sistema delle tutele per le e i dipendenti pubblici, che siano lavoratrici madri o lavoratori padri, e dello stato di maternità e paternità nel lavoro pubblico. La professoressa Gabriele è stata infatti autrice nel 2024 della monografia su contratto di lavoro e diritto al tempo per la cura, ed è inoltre delegata del rettore per la parità di genere e promotrice dei Core GEMS, Gender Equality Meetings and Seminars. La seconda relatrice è la professoressa Carla Spinelli, ordinaria di diritto del lavoro nell'Università di Bari Aldo Moro, che oltre a essere cultrice dell'ambito tematico del seminario di oggi, ricopre attualmente incarichi istituzionali attinenti proprio nel settore pubblico. È infatti presidente del CUG, del Comitato Unico di Garanzia per le Pari Opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni dell'Università di Bari, ed è componente del Comitato di Presidenza del COUNIPAR, cioè della Conferenza Nazionale degli Organismi di Parità delle Università Italiane. La professoressa Spinelli approfondirà la disabilità, cui per alcune misure sono equiparate le patologie oncologiche e le malattie cronico-degenerative ingravescenti, e lo farà da entrambe le possibili prospettive, sia cioè da quella delle funzioni di cura svolte dai lavoratori e dalle lavoratrici pubbliche nei confronti di familiari disabili, sia delle tutele predisposte dall'ordinamento in favore del lavoratore e della lavoratrice pubblica, che sia egli stesso o ella stessa disabile. A completamento del quadro del caregiving dei lavoratori pubblici, il professore Filippo Livelli, associato di diritto del lavoro nell'Università di Macerata e studioso della materia previdenziale, nonché anche lui componente del comitato scientifico di CLIP, si occuperà del tema emergente della cura degli anziani, intesa sicuramente come cura delle e dei dipendenti pubblici verso i genitori e gli altri familiari anziani, anche quando non rientrano nel novero della disabilità o non siano beneficiari
beneficiari di status specifici, come ad esempio quello ex legge 104 del 92, ma rivolgerà lo sguardo anche all'altro versante dell'active aging, cioè degli eventuali strumenti di invecchiamento attivo per gli stessi lavoratori e lavoratrici pubbliche in età anziana, prossimi alla o dopo la pensione. Al professor Rosario Santucci, autorevole giuslavorista dell'Università del Sannio di Benevento, esperto di lungo corso di pubblico impiego, nonché delle cause di sospensione del rapporto di lavoro, e come ci ha ricordato Anna, segretario generale in carica dell'AILAS, la nostra associazione scientifica di riferimento, sono riservate le riflessioni conclusive del seminario. In effetti, il sistema ordinamentale italiano in materia è incentrato sulla individuazione per via legislativa di ciascuno specifico fattore di cura meritevole di attenzione e dei relativi strumenti di supporto, con la conseguenza che la comparsa nella realtà sociale di nuove esigenze di cura non trova tutela in ambito lavoristico fino a che non intervenga il legislatore a riconoscerle. Ciò benché vi sia stato in tempi abbastanza recenti un ampliamento della nozione di caregiver familiare ad opera della legge di bilancio 2018, la legge numero 205 del 2017, che di fatti all'articolo 1,255 definisce caregiver familiare la persona che assiste e si prende cura del coniuge, dell'altra parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso o del convivente di fatto e di un familiare o di un affine entro il secondo grado, per questi a prescindere da stati patologici o di handicap, ovvero di un familiare entro il terzo grado che a causa di malattie, infermità o disabilità, anche croniche o degenerative, non sia autosufficiente in grado di prendersi cura di sé, sia riconosciuto invalido in quanto bisognoso di assistenza globale e continua di lunga durata o sia titolare di indennità di accompagnamento. Quanto alla tipologia di misure predisposte dall'ordinamento, si tratta per lo più di diritti di assenza dal posto di lavoro con conservazione dello stesso, congedi, permessi, aspettative, eccetera, spesso unitamente ad una tutela di natura economica mediante corrisponsione di un trattamento retributivo previdenziale, oppure di agevolazioni o previsioni di flessibilizzazione oraria o logistica o comunque di matrice strettamente organizzativa, cioè riguardanti le mansioni e forme, modalità, luoghi e tempi di erogazione della prestazione lavorativa, per esempio part-time, lavoro agile o da remoto o mobilità e trasferimento. Più raramente queste misure consistono nella fornitura o messa a disposizione di servizi, ad esempio asili nido aziendali, campi estivi, assistenza sanitaria, eccetera. Come è noto, il tema è stato in linea generale investito da una recente ampia riforma legislativa ad opera del decreto legislativo numero 105 del 2022, emanato per recepire la direttiva dell'Unione Europea numero 1158 del 2019. Oggetto del seminario odierno è l'indagine delle specificità nel lavoro pubblico attraverso l'analisi della legislazione, della normativa in genere e del ruolo e dei contenuti della contrattazione collettiva, in specie nazionale di comparto, ma anche integrativa. Si pensi alle misure di cosiddetto welfare aziendale, nel caso di specie welfare di amministrazione, nonché dell'applicazione giurisprudenziale. Il tutto in chiave comparativa col settore del lavoro privato. L'obiettivo è di verificare da una parte se e quali strumenti appositi vi siano per le lavoratrici e i lavoratori pubblici non presenti o supplementari rispetto al lavoro privato, oppure se vi siano per il lavoro pubblico discipline o regole differenziate di profili riguardanti il medesimo istituto comune al settore privato, o ancora se, a parità di regolamentazioni, la peculiare configurazione giuridica e l'assetto del rapporto di lavoro pubblico, a cominciare dalla stabilità dello stesso, ma anche altri profili di specialità normativa o fattuale delle condizioni del rapporto, determinano un'effettiva maggiore o migliore fruizione delle misure rispetto ai lavoratori e alle lavoratrici del settore privato, a causa ad esempio di un minor rischio di ripercussioni negative sul proprio status lavorativo, fino ai trattamenti discriminatori, o se in questo vi siano invece analogie tra lavoro privato e lavoro pubblico. Si pensi ad esempio al rallentamento delle progressioni di carriera delle lavoratrici caregivers.
Naturalmente il tema inevitabilmente si interseca con le questioni della parità uomo-donna nel lavoro pubblico, principio proclamato persino a livello costituzionale con specifico riferimento al pubblico impiego nell'articolo 51,1 della Costituzione, ma traguardo ancora tutto da raggiungere anche nel pubblico, perché i compiti di cura gravano tuttora prevalentemente sulle donne e si vedano i propositi di riequilibrio del PNRR. O infine si valuterà se parimenti in virtù dei profili di specialità del rapporto di lavoro pubblico o magari a causa di controlli inferiori o più blandi si riscontrino più alti tassi di abuso del diritto nel pubblico impiego rispetto al lavoro privato. Si pensi ad esempio all'abuso di utilizzo dei permessi ex legge 104 del 92, come pure a fenomeni diffusi di assenteismo per malattia dei pubblici dipendenti, che hanno portato i legislatori ad una risposta di maggior rigore anche in confronto al lavoro privato. Oltre a quest'ultima, la disamina potrebbe riservare qualche altra sorpresa in merito, ad esempio, alla sfera delle tutele che ancora mancano, a ciò che neppure nel pubblico impiego esiste in termini di sostegno a determinati compiti di cura, benché molto presenti e pressanti nella vita familiare, nonché potrebbe portare a scoprire che alcune tutele presenti nel lavoro privato non sono riconosciute nel lavoro pubblico, in specie per categorie particolari di dipendenti pubblici, in conseguenza della peculiarità della disciplina del rapporto, ad esempio nell'ambito del lavoro pubblico non privatizzato. Vedasi la giurisprudenza amministrativa che ha negato l'applicabilità della mobilità, cioè del diritto all'avvicinamento mediante trasferimento ex articolo 33,5 della legge 104 del 92, ai docenti universitari che assistono familiari disabili. Il minimo comune denominatore, in definitiva, ciò che accomuna tutte le misure che saranno indagate oggi e che le caratterizza e distingue da quelli oggetto degli altri seminari di questo quinto ciclo di CLIP, è che si tratta di misure di flessibilità organizzativa funzionali non al soddisfacimento di esigenze dell'organizzazione e dunque dell'interesse pubblico dell'amministrazione di appartenenza datrice di lavoro, come invece appunto la maggior parte delle altre esaminate negli incontri CLIP di quest'anno, bensì predisposte nell'interesse del lavoratore e della lavoratrice pubblici, in quanto volte alla garanzia, a consentire il soddisfacimento dei diritti legati alla dimensione personale, familiare e sociale del lavoratore e della lavoratrice. Non rubo altro tempo alle relatrici e ai relatori e do loro la parola nell'ordine di successione appunto indicato nella locandina, ringraziandole e ringraziandoli nuovamente molto per aver accettato l'invito e l'impegno. Per cui do la parola alla professoressa Alessia Gabriele. Buongiorno, buon pomeriggio a tutte e a tutti. Ringrazio la professoressa Troisi innanzitutto per avermi invitato a questo quinto ciclo di CLIP, il cui invito appunto mi onora e sono molto felice di essere qui. Un ringraziamento speciale anche ai responsabili scientifici di CLIP, qui rappresentati appunto da Anna, dalla professoressa Anna Zilli e dal professore Alessandro Boscati. E mi avvio subito, a svolgere il mio intervento con una brevissima introduzione innanzitutto che riguarda proprio il tema della flessibilità nelle pubbliche amministrazioni, il tema di questo quinto seminario, di questo quinto ciclo di seminari CLIP. E quindi declinare la flessibilità nelle pubbliche amministrazioni in direzione della tutela della genitorialità impone innanzitutto all'interprete di guardare a quelle misure che il legislatore ha predisposto in ottica mirata per proteggere quello che chiamiamo il tempo per la cura dei genitori che abbiano in corso un rapporto di lavoro subordinato alle dipendenze di una pubblica amministrazione. Partiamo dunque da un primo assunto che riguarda proprio la privatizzazione del pubblico impiego, per dire che in forza del processo di omologazione, salvo qualche misura di specialità che vedremo, al personale dipendente si applicano le disposizioni sulla maternità e sulla paternità contenute nel decreto legislativo 151 del 2001, il testo unico maternità e paternità. Con l'ulteriore precisazione che le tutele per i genitori nel pubblico impiego privatizzato si caratterizzano per un rigido e ben articolato impianto regolatorio nel rapporto gerarchico tra le fonti.
Infatti, rispetto alla normativa legislativa nazionale sui congedi e permessi di cui al testo unico, la disciplina del pubblico impiego privatizzato si connota per una puntuale specificazione dei contenuti all'interno della contrattazione collettiva, soprattutto a livello nazionale, e in stretta sinergia di competenze con la contrattazione di secondo livello. Questo dato conferma l'assetto delle fonti tipico del pubblico impiego privatizzato e rende chiaramente l'idea di come un modello di contrattazione coordinato e coerente possa contribuire a creare un reticolato di tutele più efficace. Nelle ultime tornate contrattuali, a parte il metodo negoziale rianimato, per riprendere le parole usate da Sandro Mainardi nel suo bel contributo pubblicato nell'ultimo numero di LPA, questa tendenza è stata confermata e anzi valorizzata, come dirò meglio più avanti, insieme ad altri temi, quali ad esempio il contrasto a pratiche violente o discriminatorie, il benessere organizzativo e il welfare di amministrazione, a cui poco fa accennava proprio la professoressa Troisi. Nel mio intervento, pertanto, oltre a delineare i tratti più significativi degli istituti che favoriscono e supportano la genitorialità, mi soffermerò in particolare sulle divergenze tra i modelli emergenti pubblico privatizzato privato, cercando di capire se il settore pubblico possa offrire maggiori garanzie rispetto all'omologo modello privatistico e soprattutto se alcuni dei profili più critici esistenti in ambito privatistico possono essere risolti oppure permangano. In generale, va premesso che tra le politiche legislative rivolte alla famiglia si possono annoverare due distinte macroaree di intervento, rappresentate da due assi ben integrati tra di loro. Quello del sostegno economico alla necessità di cura e di crescita dei figli da un lato e quello delle misure destinate a garantire l'effettività di un tempo per la cura familiare dall'altro lato. Con riguardo al secondo asse di intervento, che è quello su cui si concentrerà il focus della mia relazione di oggi, la partita, come è noto, si gioca in un ambito più strettamente lavoristico, con riferimento proprio alla struttura del rapporto e alle sue sospensioni, nonché alle misure di flessibilità spazio-temporale. Se si volesse dare un inquadramento unitario alla categoria delle sospensioni della prestazione di lavoro, si potrebbe ragionare prendendo a riferimento proprio la prospettiva teleologica e quindi la ragione che accomuna tutte le fattispecie sarebbe proprio la tutela di un tempo per la cura genitoriale. Si tratta, infatti, in tutte le ipotesi che il legislatore prenda in considerazione, di un periodo di sospensione della prestazione di lavoro che, pur facendo venir meno l'obbligo di lavorare, non ne altera il sinallagma contrattuale, dal momento che, come appunto anticipato da Anna Troisi, in alcune di queste ipotesi, a fronte della sospensione della prestazione di lavoro, la persona che lavora continua a percepire il relativo trattamento economico, oppure è sopportata da indennità, oppure anche dalla semplice conservazione del posto. Nei casi in cui invece la retribuzione non sia percepita integralmente, bisogna cercare di capire se siano versati i relativi contributi in modo figurativo o se il periodo di sospensione sia utile alla maturazione di altri benefici o provvidenze di natura retributiva anche differita o alla maturazione delle ferie. La partita per l'effettività del diritto al tempo per la cura, infatti, si gioca proprio in quegli strumenti che ne garantiscono la fruibilità senza provocare pregiudizi di carriera o di natura più strettamente economica. E affinché si possa ragionare di un'effettiva parità nelle possibilità e affinché si realizzi la funzione di solidarietà sociale posta a fondamento delle tutele per i genitori, è necessario che la relativa disciplina garantisca di poter godere di un tempo libero dalla prestazione di lavoro, ma che libero non è, in quanto è destinato già dal legislatore all'assolvimento dei doveri di cura genitoriale. Proprio questa caratterizzazione teleologica, come vedremo, determina un vincolo funzionalistico dell'utilizzo di questo tempo, al di fuori del quale l'ordinamento fa venire meno non solo le relative garanzie, ma connota con una particolare gravità il comportamento del dipendente o della dipendente che viene qualificato appunto come un abuso del diritto o un uso improprio, e di tale casistica la giurisprudenza è abbastanza ricca. Volendo fare un breve excursus storico delle misure a tutela della genitorialità, ricordiamo come in una primissima fase, una fase iniziale, in modo generalizzato a tutti i livelli di produzione legislativa, siano state previste delle misure volte principalmente alla tutela esclusiva della maternità, al sostegno dell'occupazione femminile e alla promozione della parità di genere in ambito lavorativo. Mi permetto solo di ricordare e di accennare che risalgono già alla prima metà degli anni 50 le rivendicazioni di una tutela della maternità che garantisse non solo condizioni di lavoro migliori, ma anche una serie di servizi esterni di sostegno, asili nido, mense, eccetera.
Infatti risale proprio al 1950 la prima legge sulla tutela delle lavoratrici madri, la legge 26 agosto 1950 numero 860, destinata alla tutela fisica ed economica delle lavoratrici madri, voluta proprio da Teresa Noce e sostenuta da Maria Federici, che introduceva il divieto di licenziamento dall'inizio della gestazione fino al compimento del primo anno di età del bambino. Ora come allora, con 76 anni in più, le questioni sul tavolo rimangono sempre le stesse, anche se declinate, vedremo, con un apparato normativo sicuramente più solido e maggiormente condiviso, soprattutto nell'approccio multilivello. E a chi si accosta allo studio di questi temi non può non venire in mente, come un refrain, il ritornello della nota canzone di Bruce Springsteen che recita proprio The Same Old Story, Same Old Act. Ci ritroviamo di fatto continuamente di fronte alle stesse questioni. Sicuramente di strada ne è stata fatta e non è certo questa la sede per ripercorrere le fasi storiche della tutela e della promozione del lavoro femminile. Basti qui il rinvio alle pagine dei grandi classici del diritto del lavoro su cui ci siamo formati e formate, di Tiziano Treu, Lavoro femminile e uguaglianza del 77, e quello successivo di 2 anni, il 79, di Maria Vittoria Ballestreo, dalla tutela alla parità. A proposito proprio degli sviluppi e la parità e soprattutto della legge 1204 del 71. Bisogna aggiungere agli anni 2000, dopo un trentennio, per un cambio di prospettiva e prodare una concezione della cura parentale come impegno da condividere tra entrambi i genitori. E siamo arrivati alla direttiva numero 34 del 3 giugno 1996 in materia proprio di congedi parentali, che già al considerando numero 8 sottolineava l'opportunità di promuovere una maggiore partecipazione degli uomini ai compiti familiari, ad esempio attraverso iniziative di sensibilizzazione volte a incentivarne il ricorso ai congedi parentali. Da qui in poi, infatti, viene impresso alle politiche pubbliche un nuovo modo di intendere proprio il tema della cura familiare e assume quindi rilievo giuridico, una nuova dimensione della cura che si colloca in una posizione strategica perché rappresenta uno degli snodi fondamentali per il riequilibrio delle posizioni soggettive delle persone che lavorano, in un'ottica di uguaglianza di genere intesa in senso sostanziale ai sensi dell'articolo 3,2 della Costituzione. Sul piano normativo, pertanto, le direttive europee hanno progressivamente mostrato una crescente attenzione al tema della condivisione delle responsabilità familiari, ma è solo con l'adozione della direttiva numero 18 del 2010, dell'8 marzo appunto del 2010, che si assiste a un cambiamento più marcato nell'approccio culturale e normativo. Con questa direttiva si amplia la durata del congedo parentale, si rafforza il principio secondo cui si tratta di un diritto individuale dei lavoratori e delle lavoratrici e si fissa anche in parte l'intrasferibilità al fine di incentivarne un uso più equo tra i genitori. Inoltre si riconosce l'importanza del fattore economico nell'effettivo esercizio del diritto al congedo. Viene altresì introdotto il diritto per i lavoratori di richiedere modalità lavorative flessibili al momento del rientro dal congedo parentale. Facendo un ulteriore salto in avanti nel tempo, parliamo di un decennio, ritroviamo il decreto legislativo 105 del 2022, che era stato di poco preceduto dall'approvazione della legge sul Family Act, e con questo decreto legislativo è stata trasposta nell'ordinamento interno la direttiva numero 1158 del 2019, nota perché intitolata L'equilibrio tra attività professionale e vita familiare per i genitori e i prestatori di assistenza, che ha rappresentato lo snodo fondamentale nella visione appunto complessiva del sistema per un cambiamento di paradigma, quello che è stato definito proprio un cambiamento di paradigma in tema di congedi genitoriali. Il tutto ovviamente va letto all'interno della cornice più complessiva che è data in materia di parità di genere dall'impianto delle fonti primarie. Ci riferiamo al pieno riconoscimento che il principio di parità ritrova nei trattati e nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea all'articolo 23. E poi è proprio del mese scorso, del 5 marzo 2026, il varo da parte della Commissione Europea della nuova strategia per la parità di genere per il periodo 2026-2030 che interviene nell'ambito di uno sviluppo continuo appunto della promozione della parità di genere e sull'onda lunga di quello che è il risultato, le stime dell'Istituto Europeo per l'Uguaglianza di Genere, secondo cui occorrono ancora 50 anni affinché l'Unione Europea raggiunga la piena parità di genere se i cambiamenti
continueranno al ritmo attuale. Questa strategia ovviamente si pone sulla scia di quanto già fatto con il pilastro europeo dei diritti sociali, con la precedente Gender Equality Strategy, e poi anche qui si può ricordare la cosiddetta European Care Strategy, presentata proprio dalla Commissione a settembre del 2022 e fondata sul principio numero 18 del pilastro dei diritti sociali. L'ambito di applicazione soggettivo del decreto legislativo 105 del 2002, in una prospettiva di piena equiparazione dei diritti alla genitorialità e all'assistenza, è direttamente applicabile anche ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni, secondo quanto previsto all'articolo 1,2. Oggetto di intervento da parte del legislatore eurounitario sono stati in particolare il congedo di paternità e i congedi parentali, mentre è stata lasciata sullo sfondo la questione del congedo di maternità, che è considerata in qualche modo in una zona di sicurezza. E quindi, preso atto che nella direttiva non si affronta la tutela della gravidanza e della maternità, il relativo quadro normativo di riferimento resta ancora relegato alla direttiva 85 del 92. Attraverso questo rapido excursus è chiaro come il tema della cura intercetti molteplici aspetti delle prestazioni di lavoro subordinato, primo tra tutti quello del tempo. Ed è quindi su questa dimensione che le misure per favorire la genitorialità vanno a innestarsi. Ed è un dato diffusamente condiviso che proprio nel lavoro di cura si possano rintracciare le ragioni determinanti della perdurante esclusione delle donne dall'accesso al mercato del lavoro, dall'avanzamento di carriera e dalle opportunità di long life learning, nonché in ultima analisi da un adeguato regime pensionistico. Tuttavia, mettere a sistema le norme che prevedono uno specifico diritto al tempo per la cura dei genitori non è sempre un compito semplice, e questo perché proprio l'alluvionale contributo del legislatore dell'ultimo ventennio, di cui abbiamo rappresentato solo una sintesi estrema, non ha contribuito a offrire chiarezza. Soprattutto se a ciò si aggiunge che nel pubblico impiego privatizzato la normativa sulla parità di genere, sui congedi e sulla flessibilità spazio-temporale si interseca con un più sofisticato assetto delle fonti, nel cui ambito intervengono non soltanto i provvedimenti del legislatore, ma anche le fonti secondarie come le direttive ministeriali e le circolari, nonché la contrattazione collettiva, che assume una dimensione preponderante per la definizione dello statuto normativo ed economico delle persone che lavorano nella pubblica amministrazione. Con riguardo alla flessibilità spazio-temporale, possiamo osservare che la flessibilità oraria, in funzione di una promozione delle esigenze di conciliazione dei genitori, trova il suo archetipo già nella legge numero 53 del 2000, in particolare il noto articolo 9, che però, proprio con riguardo ai congedi e ai tempi di vita e di lavoro, unanime giudizio della dottrina non ha dato gli esiti sperati. In linea generale, invece, gli strumenti di flessibilità oraria previsti dalla direttiva 1158 del 2019 corrispondono alle ipotesi di congedo di cui gli articoli 4, 5 e 6, alle assenze per causa di forza maggiore previste all'articolo 7 e all'esercizio del diritto di chiedere forme di lavoro flessibile di quell'articolo 9. Se invece si guarda alla flessibilità spazio-temporale, ci si può senz'altro riferire all'utilizzo del part-time e del lavoro agile. Quali misure organizzative per favorire la conciliazione, mentre con riferimento alla tutela di welfare aziendale non si può non menzionare il cosiddetto welfare di amministrazione. La ristrutturazione della dimensione spazio-temporale diventa quindi una leva funzionale ai bisogni di cura delle persone che lavorano, a patto che ciò sia realizzato con le necessarie cautele e precauzioni. Anche con la direttiva 1158 del 2019, infatti, il legislatore eurounitario mette in guardia i legislatori nazionali dal rischio che si annida in tali ipotesi di flessibilità, invitando gli Stati membri a limitare la durata delle modalità di lavoro flessibili, compresa qualsiasi riduzione dell'orario di lavoro o qualsiasi modalità di lavoro a distanza. A tal proposito, la direttiva sviluppa un focus sul lavoro a tempo parziale, specificando che, benché esso si sia rivelato utile per consentire a alcune donne di restare nel mercato del lavoro dopo la nascita di un figlio, i lunghi periodi di riduzione dell'orario di lavoro possono determinare una riduzione dei contributi di sicurezza sociale e quindi la riduzione o l'annullamento dei diritti pensionistici, è il considerando numero 35. E qui, in poche battute, si mettono in luce tutti i nodi irrisolti di una forma di flessibilità oraria tra le più abusate per favorire le esigenze di cura, e cioè il contratto di lavoro part-time.
Una novità del 2015 che va salutata con favore è data dal comma 7 dell'articolo 8 del decreto legislativo 81 del 2015, proprio a proposito del part-time, secondo cui al genitore che lavora è riconosciuta la possibilità di richiedere per una sola volta, in luogo del congedo parentale, ovvero entro i limiti e il congedo ancora spettante, la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno in rapporto a tempo parziale. Il legislatore, in tale ipotesi, stabilisce che la riduzione dell'orario di lavoro non potrà eccedere il 50% e che il datore di lavoro è tenuto a dar corso alla trasformazione entro 15 giorni dalla richiesta. Il legislatore ha costruito tale fattispecie configurando un diritto potestativo alla richiesta analogo alla struttura del congedo e in particolare il favor per le esigenze di conciliazione emerge anche dalla sua natura reversibile, perché esaurita la quota di congedo spettante alla quale si è rinunciato, il rapporto ritornerà nella sua configurazione oraria precedente. Tuttavia, anche in questo caso, la previsione normativa accolla il peso della cura al nucleo familiare, dal momento che il costo del minor reddito percepito a causa della riduzione oraria sarà a carico esclusivamente del genitore che vi ha optato. Il tempo della cura è così liberato dal tempo di lavoro, ma a un prezzo sempre troppo elevato, a tal punto da non apparire sempre conveniente rispetto all'alternativa a cui si contrappone, e cioè il congedo parentale. Quest'ultimo infatti ha una natura più flessibile e da un punto di vista della permanenza al lavoro garantisce maggiori chance di crescita e di formazione, oltre che essere più conveniente dal punto di vista previdenziale. Tuttavia, al di fuori di questa specifica ipotesi, anche alla luce delle recenti modifiche del 2022, appare ancora incompiuto quel salto di qualità in favore di un diritto a un'effettiva scelta per la riduzione dell'orario di lavoro. È un emblematico esempio in negativo è rappresentato dalle disposizioni che dovrebbero concorrere a realizzare il principio volontaristico e che invece rafforzano la prospettiva di una flessibilità solo in favore del datore di lavoro. Il legislatore domestico, infatti, si limita a stabilire che la richiesta di trasformazione del contratto da tempo pieno a tempo parziale resti una mera priorità. Analogamente avviene per le richieste di lavoro agile, per quanto sul piano delle tecniche di tutela per garantire il tempo scelto, il legislatore nel 2022 abbia modificato lo schema delle cosiddette priorità per accedere alle forme di lavoro flessibile, così come emerge dall'articolo 18,3 bis, come modificato appunto nel 2022. Proprio questa disposizione avrebbe potuto giocare un ruolo cruciale, soprattutto con riguardo, diciamo, alla lettura che se ne può dare rispetto all'articolo 9,3 della direttiva 1158 del 2019, che prevede il diritto alla reversibilità quale antidoto all'involontarietà nei casi in cui le modalità di lavoro flessibili abbiano durata limitata. Invece non solo il legislatore non ha attuato il principio di carattere generale della reversibilità per tutte le forme contrattuali flessibili, ma non ha neanche modificato il disposto normativo con riferimento al part-time per correggerne le distorsioni. Questo, diciamo, se poi si considera che a scegliere il part-time statisticamente sono le lavoratrici, tale misura genera un effetto secondario di segregazione occupazionale prevalentemente femminile. E questo trend amplifica ulteriormente i divari di genere con riguardo alle retribuzioni anche nel pubblico impiego privatizzato. Più opportuna, ai fini di una migliore strategia per favorire il tempo per la cura familiare dal punto di vista organizzativo, appare la previsione di alcune misure di lavoro con orario flessibile, così come indicato dalla stessa direttiva 1158, articolo 3, comma 1, lettera F. Tra le fonti specifiche per il pubblico impiego ritroviamo delle disposizioni, in particolare promulgate appunto con la direttiva numero 3 del 2017, che contiene gli indirizzi per l'attuazione degli articoli 1 e 2 della legge 124/2015, nonché le linee guida per l'organizzazione del lavoro finalizzate a promuovere la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro dei dipendenti. Ecco, nella maggior parte dei contratti collettivi, le finalità di conciliazione devono bilanciarsi con gli obiettivi di miglioramento del servizio pubblico, nonché con le specifiche necessità tecniche delle attività, con l'evidente effetto di ritenere comunque preminenti gli interessi generali sottesi alle attività e alle funzioni pubbliche, e ciò in stretta continuità con quanto contenuto nelle fonti ministeriali, ai sensi delle quali proprio questa modalità è finalizzata a conseguire il miglioramento dei servizi pubblici e l'innovazione organizzativa, garantendo al contempo l'equilibrio tra tempi di vita e di lavoro.
Questa prospettiva conferma come una peculiarità dell'agire pubblico la stretta interconnessione che sussiste tra organizzazione delle attività in modalità agile, qualità del lavoro e benessere organizzativo. A seguito della mancata proroga del lavoro agile emergenziale per i dipendenti statali, il Ministro della Funzione Pubblica ha emesso il 29 dicembre del 2023 la cosiddetta direttiva Salva Fragili. In questo caso sono stati consentiti degli accordi individuali mirati e misure organizzative necessarie e adeguate per fronteggiare situazioni di particolare vulnerabilità. Tuttavia, anche qui permane il limite della mera priorità al lavoro agile, così come previsto per l'impiego privato. La semplice priorità, infatti, non equivale all'esercizio pieno e incondizionato del diritto ad accedere alla situazione giuridica di cui si discute, anche se un parziale correttivo nel caso del lavoro agile è rappresentato proprio dal meccanismo di priorità rafforzata contenuto proprio nella direttiva del 29 dicembre 2023 cosiddetta Salva Fragili. In essa infatti si evidenzia la necessità di garantire ai lavoratori che documentano gravi, urgenti e non altrimenti conciliabili situazioni di salute personali e familiari la possibilità di svolgere la prestazione lavorativa in modalità agile anche derogando al criterio della prevalenza dello svolgimento della prestazione lavorativa in presenza. La relativa decisione quindi è posta in carico ai poteri di ciascun dirigente che dovrà individuare le misure organizzative che si rendono necessarie di volta in volta attraverso specifiche previsioni nell'ambito degli accordi individuali. Questa medesima impostazione si ritrova anche nella contrattazione collettiva e in particolare nella recente tornata contrattuale 2022-2024 si precisa che i lavoratori e le lavoratrici che documentino particolari esigenze di salute o che assistano familiari con disabilità, situazioni di gravità o che godano dei benefici previsti dal decreto legislativo 151 del 2001 a sostegno della genitorialità, con l'accordo individuale è possibile estendere il numero di giorni di attività resa in modalità agile rispetto a quelle previste per il restante personale. In particolare, ritengo che sia opportuno segnalare il testo del contratto collettivo per il comparto sanità, sottoscritto il 27 ottobre 2025, che, come previsto anche nell'atto di indirizzo, introduce novità in tema di orario di lavoro, mi riferisco all'articolo 27, in cui in particolare poi si evidenziano la comprensione nello stesso orario di lavoro delle ore destinate all'acquisizione di crediti formativi, alla sperimentazione dell'orario di 36 ore settimanali distribuito su 4 giorni e su base volontaria e con riproporzionamento delle giornate di ferie annue. E poi è espressamente prevista una priorità nell'impiego flessibile, purché compatibile con le organizzazioni del lavoro delle strutture per i dipendenti, a favore di genitori di figli minori, entrambi turnisti, per l'assolvimento della funzione genitoriale, con particolare attenzione alle situazioni di svantaggio personale, sociale e familiare. Nonché è molto apprezzabile anche che in questo contratto sia stato espressamente previsto l'accesso a un orario flessibile per i genitori anche adottivi di figli, studenti del primo ciclo dell'istruzione con disturbi specifici di apprendimento, il cosiddetto DSA, impegnati nell'assistenza alle attività scolastiche a casa. Ecco, tra le misure invece diverse dai congedi, ma che rientrano sempre nella flessibilità organizzativa delle pubbliche amministrazioni in favore della genitorialità, esiste una misura che rappresenta un unicum solo per il pubblico impiego e si tratta del cosiddetto diritto al ricongiungimento di cui all'articolo 42 bis del decreto legislativo 151 del 2001. Con questa previsione normativa si prevede in favore dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni un ulteriore beneficio rispetto alla normativa generale in favore dei genitori che lavorano. Essa in particolare consiste nella possibilità per il pubblico dipendente, con un figlio di età inferiore ai 3 anni, di chiedere anche in modo frazionato e per un periodo complessivamente non superiore a 3 anni, l'assegnazione temporanea a una sede di servizio nella stessa provincia o regione nella quale l'altro genitore esercita la propria attività lavorativa, ovvero nella quale è fissata la sede della residenza della famiglia. Quest'ultimo inciso è stato inserito a seguito della pronuncia di incostituzionalità di cui alla sentenza della Corte Costituzionale, appunto, numero 99 del 2024. Diversamente dagli istituti dei permessi e dei congedi, causalmente determinati dalla cura e dall'assistenza dei figli e qualificabili come diritti di estensione di natura potestativa, il beneficio del trasferimento temporaneo non costituisce un diritto incondizionato del dipendente, ma è rimesso all'apprezzamento dell'amministrazione.
Secondo una giurisprudenza del TAR Palermo, l'articolo 42 bis non attribuisce all'interessato un diritto soggettivo ad ottenere l'assegnazione temporanea, ma rappresenta un interesse legittimo che può trovare applicazione solo al termine di una specifica attività della pubblica amministrazione. In ogni caso, a seguito della novella di quella legge 124 del 2015 e come confermato anche dai recenti orientamenti della giurisprudenza amministrativa, in caso di diniego questo deve essere motivato e limitato a casi o esigenze di natura eccezionale. E anche se la norma, nelle sue finalità, mira a tutelare i genitori di figli di età inferiore ai 3 anni e quindi in ultima analisi il bambino nella fase della prima infanzia, il legislatore è tenuto a operare un bilanciamento tra la garanzia dell'efficienza e del buon andamento dell'attività amministrativa e il diritto di un genitore ad avvicinarsi alla sede di servizio presso cui presta la sua attività l'altro genitore o nella quale ha fissato la residenza il nucleo familiare. La formulazione della norma è neutra perché non distingue tra madre e padre, con ciò presupponendo che la tutela sia bidirezionale, anche in una logica di partecipazione attiva del padre al lavoro di cura dei figli nella prima infanzia. E le condizioni oggettive per accedere al beneficio sono la disponibilità di un posto vacante nella sede di destinazione e l'assenso espresso dalle amministrazioni di provenienza e di destinazione. L'assenso e il dissenso devono essere comunicati al richiedente entro 30 giorni e tuttavia la pubblica amministrazione, in forza dei principi di correttezza e di buona fede, non può dilatare in modo irragionevole questo termine, poiché non essendo previsto il silenzio-assenso, il lavoratore rischierebbe una situazione, il lavoratore o la lavoratrice rischierebbe una situazione di stallo e di incertezza che contraddice di fatto la ratio per cui l'istituto è stato introdotto dal legislatore. In questo, nell'evoluzione appunto dell'interpretazione di questa norma ha dato un notevole contributo la Corte Costituzionale del 2024 che ha attribuito un rilievo giuridico al luogo in cui è fissata la residenza familiare. Questo elemento infatti non avrebbe potuto desumersi in via meramente interpretativa dal tenore letterale dell'articolo e in particolare la Corte ha valorizzato proprio il mutamento del criterio di normalità sociale che è stato reinterpretato essendo trascorsi 20 anni dal momento dell'introduzione della disposizione. Vado velocemente su un focus sui congedi parentali e sul loro utilizzo flessibile, per dire che all'articolo 32, dopo il comma 1 bis, è stato aggiunto successivamente un ulteriore comma, il comma 1 ter, che diversamente dal comma 1 bis e in via suppletiva rispetto all'intervento della contrattazione collettiva, attribuisce all'autonomia individuale del genitore la facoltà di optare per un regime di fruizione più flessibile del congedo parentale su base oraria. Nell'ambito dell'ultima tornata contrattuale, la contrattazione collettiva di comparto è intervenuta puntualmente su questo aspetto, dimostrando una piena maturità dello stato delle relazioni sindacali nel pubblico impiego. Ne sono un modello sia il contratto collettivo per le funzioni locali, sia quello per il comparto sanità. In particolare, in quest'ultimo caso mi riferisco all'articolo 45, che attribuiscono espressamente la possibilità di usufruire del congedo parentale su base oraria. Questa norma, che apparentemente può sembrare poco significativa sotto il profilo dell'incidenza effettiva nella vita e nella gestione del tempo di cura da parte dei genitori, se inquadrata nel complessivo sistema delle fonti normative a più livelli, è un ulteriore segnale del favor manifestato per le istanze di protezione del tempo di cura in cui si realizzano appunto le rispettive competenze dei genitori rispetto all'organizzazione della pubblica amministrazione secondo le modalità previste proprio dalla contrattazione collettiva. Sempre sfruttando le opportunità offerte dalla flessibilità, si segnala come negli ultimi anni la giurisprudenza abbia contribuito a definire in modo più selettivo sia la funzione sia le modalità di effettivo godimento dei congedi parentali. E qui faccio riferimento, con riferimento proprio alle modalità di fruizione del congedo, a un tribunale di Perugia, una sentenza del 22 gennaio del 2024, che sulla scorta di un orientamento giurisprudenziale ormai consolidato ha seguito il criterio cosiddetto della funzione. Secondo questo orientamento, infatti, il comportamento del prestatore di lavoro subordinato
che nel tempo intercorrente tra l'ingresso e l'uscita della figlia da scuola si sia dedicato a incombenze necessarie per la cura della famiglia e della prole, non eccede la cornice del legittimo esercizio del diritto alle fruizioni del congedo parentale, anche nella prospettiva di un'agevolazione della madre, l'agevolazione appunto della vita della madre per la ripresa del lavoro. In particolare, il giudice con questa sentenza ha valorizzato le molteplici finalità perseguite dall'istituto del congedo parentale e le ha interpretate nel senso di consentire ai lavoratori di adempiere la loro essenziale funzione familiare in modo paritario. In questa ipotesi, il criterio della funzione è stato applicato in modo estensivo, ritenendo che il raggio della tutela e della ratio dei congedi parentali non sia strettamente circoscritto a un'attività di cura e di assistenza diretta della prole, in una logica di contrasto alle asimmetrie di genere proprio all'interno delle famiglie. Con riguardo al versante della struttura e della titolarità dei congedi, in un'ottica più generale, va segnalata la permanente differenza tra il congedo di maternità verso il congedo di paternità. L'occasione di introdurre infatti un sistema di congedi paritari che abbandonasse la visione maternocentrica, su cui è stato costruito, come abbiamo visto, l'assetto delle tutele del passato, è stata un'occasione persa dal governo a fronte di un parere negativo della Ragioneria di Stato. Le ultime versioni della proposta di legge, infatti sostenuta dalle opposizioni, prevedevano un congedo di 5 mesi per ciascun genitore con una retribuzione garantita al 100% dello stipendio. Senza dubbio, incrementando il tempo di cura del padre, si rafforza una maggiore condivisione del tempo di cura tra i genitori e pertanto un intervento in favore di un più ragionevole scambio nella distribuzione di un tempo per la cura tra entrambi i genitori avrebbe rappresentato una svolta significativa a livello familiare, ingenerando un nuovo equilibrio redistributivo del lavoro riproduttivo. Ecco quindi che di tempo liberato per la maternità non può parlarsi senza chiarire quale sia il tempo liberato dei congedi assegnato al padre. E anche per questa ragione, nell'ultimo decennio, gli interventi legislativi sul congedo di paternità sono stati più significativi. Tuttavia, il rendiconto di gennaio 2025 del Consiglio di indirizzo e vigilanza dell'INPS, presentato un mese fa circa, appunto dall'INPS, rimanda una fotografia del paese in cui permane un utilizzo del congedo parentale nettamente maggiore per le donne. Per quanto si possa dire che negli anni il dato relativo agli uomini sia cresciuto, rimane ancora una notevole disparità, soprattutto in termini di giornate autorizzate. Una notevole disparità, vi invito a guardare i dati, perché tra uomini e donne ancora le giornate di congedo utilizzate sono in misura nettamente diversa e con una abissale differenza di numeri. Tra le novità più recenti, a proposito del congedo di paternità obbligatorio, mi sembra opportuno segnalare l'intervento della Corte Costituzionale che ha consentito che questo congedo fosse usufruito anche dal genitore intenzionale. La storia è nota e per ragioni di economia non mi posso soffermare sui dettagli, ma mi sembra opportuno ricordare che con questa sentenza del 21 luglio 2025 la numero 115, il nostro ordinamento si è adeguato a quanto già previsto dall'articolo 4, comma 1 della direttiva 1158 del 2019, che considerava anche la figura del genitore equivalente. La Corte quindi ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l'articolo 27 bis del decreto legislativo, in cui non riconosce proprio l'estensione del congedo di paternità obbligatorio a una lavoratrice, genitore intenzionale, in una coppia di donne risultanti genitori nei registri dello Stato civile. Infine, proprio per ricollegarmi alle premesse di questo intervento, vorrei spendere qualche battuta conclusiva sulla necessità che il godimento dei congedi e dei permessi per la genitorialità non configuri uno svantaggio per le persone che lavorano, né in termini economici né in termini di progressione di carriera. E soprattutto vorrei ribadire quanto un sistema di contrattazione collettiva maturo e adeguatamente formato sui temi appunto della parità e soprattutto del tempo della cura, possa nel pubblico impiego privatizzato perseguire una maggiore effettività nelle tutele delle genitorialità rispetto al settore privato, nel cui ambito la contrattazione collettiva è in una fase di costante incertezza applicativa. Soprattutto la contrattazione collettiva integrativa nel pubblico impiego potrebbe spingersi oltre la tutela minima offerta dal legislatore, sfruttando l'ampio potere di deroga che gli consente sia l'articolo 34 del decreto legislativo 151 del 2001
e poi i contratti collettivi nazionali. Ne è un esempio l'articolo 35 dell'ultimo contratto per le funzioni locali, a proposito della possibilità di computare i periodi di congedo e gli effetti di alcuni istituti retributivi di natura accessoria. Non si tratta solo di una questione retributiva, che in termini formali riguarda tutti coloro che usufruiscono dei congedi parentali, quanto piuttosto si tratta di una questione redistributiva, perché a guardare bene le statistiche il dato non è neutrale. Allora si deve convenire che proprio qui si possono rintracciare le radici della perdurante disparità che affligge le donne lungo tutto l'arco della vita produttiva e anche oltre questa. Allora, una siffatta tendenza conferma che il sistema legislativo attuale non ha scalfito, a mio avviso, il paradigma totem, e cioè che la cura sia una competenza esclusivamente a carico delle donne, anche dal punto di vista economico, inasprendo le divisioni ed esacerbando i conflitti interni alle famiglie nella distribuzione dei carichi di accudimento familiare. Proprio per questa ragione andrebbe spinta la contrattazione collettiva integrativa a intervenire per elaborare criteri di valutazione delle posizioni organizzative e degli incarichi di responsabilità legati maggiormente ai risultati ottenuti, anche in termini di riconoscimento produttivo del tempo sospeso per ragioni di cura genitoriale in termini gender neutral. Seguendo la tendenza promossa nell'ambito del pubblico impiego, come emerge da ultimo la direttiva del gennaio 2025 sulla valorizzazione delle persone e produzione di valore pubblico attraverso la formazione, che promuove il capitale umano e il benessere organizzativo come leve per costruire una maggiore efficienza e produttività del servizio pubblico, la contrattazione collettiva integrativa potrebbe prevedere meccanismi di valutazione della performance individuale che tengano conto della valorizzazione delle competenze trasversali connesse ai ruoli di cura genitoriale. In ultima analisi, e in una logica di eterogenesi dei fini, riconoscere il valore del tempo per la cura e misurarlo anche nell'ambito delle soft skills potrebbe essere un'efficace strategia per favorire proprio quei processi di attraction e retention del capitale umano di cui l'intera pubblica amministrazione ha bisogno. Io ho concluso, vi ringrazio molto per l'attenzione, ringrazio ancora gli organizzatori di questo evento, il comitato scientifico, e passo la parola alla collega professoressa Carla Spinelli. Buonasera a tutte e a tutti, ringrazio anch'io la collega Anna Troisi per aver organizzato questo seminario, avermi chiesto di parteciparvi con un contributo, e i colleghi Zilli e Boscati per la pregevole organizzazione del sistema di CLIP. Proverò a riflettere con voi sul rapporto tra flessibilità organizzativa e condizione personale strettamente legata al fronte della disabilità. In particolare per operare questa riflessione mi è sembrato necessario considerare la flessibilità organizzativa nell'alveo della cornice della tutela antidiscriminatoria per disabilità, perché questo ci farà comprendere come in realtà flessibilità e rigidità convivano in alcune situazioni. La flessibilità organizzativa si può declinare con riferimento alla condizione di disabilità come flessibilità all'ingresso del luogo di lavoro, all'accesso al lavoro attraverso il collocamento mirato, la flessibilità nel rapporto di lavoro con i sistemi appunto delle assenze giustificate e la flessibilità anche in uscita con specifiche forme di licenziamento. Partiamo da una breve ricostruzione del quadro normativo sulla disabilità, solo per evidenziare come il dato normativo sovranazionale e internazionale sia di particolare rilievo quando si tratta di affrontare questa tematica per la profonda incidenza che ha ricevuto nel recepimento da parte del nostro ordinamento. Quindi mi riferisco in modo particolare alla direttiva europea 2078 sulla tutela antidiscriminatoria nei luoghi di lavoro e alla Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità del 2006. Il caposaldo, il core delle normative nazionali sono da ricercarsi nella legge 104 del 92 e nella legge 68 del 99 e da ultimo nella legge delega 227 del 2001 che ha
è intervenuta a riformare la 104 del 92 nella prospettiva dell'abbandono della visione della costruzione medicale della disabilità finora perseguita dal nostro ordinamento in favore della dimensione biopsicosociale. In particolar modo questa legge delega ha trovato attuazione attraverso due importanti decreti legislativi, il 222 del 2023, a proposito della riqualificazione dei servizi pubblici per garantire accessibilità alle pubbliche amministrazioni e uniformità di inclusione lavorativa alle persone con disabilità, e il decreto legislativo 62 del 2024, che è intervenuto nella definizione della condizione di disabilità, a proposito della valutazione di base, della nozione di accomodamento ragionevole, della valutazione multidimensionale, e con l'introduzione del progetto di vita individuale, personalizzato e partecipato, che segna davvero una svolta nella dimensione e nella direzione dell'accompagnamento della persona con disabilità nell'arco di tutta la sua vita lavorativa a una piena realizzazione dei propri diritti e a una piena inclusione sociale, non solo lavorativa. La nozione di disabilità nell'ordinamento internazionale è più chiaramente e da tempo risalente ricondotta al tema e alla dimensione e alla prospettiva biopsicosociale. Nella Convenzione ONU del 2006, che è stata ratificata dall'Italia nel 2009 e persino direttamente dall'Unione Europea nel 2010, per persone con disabilità si intendono coloro che presentano durature menomazioni fisiche, mentali, intellettivi o sensoriali che in interazione con barriere di diversa natura possono ostacolare la loro piena ed effettiva partecipazione nella società su base di uguaglianza con gli altri. La definizione è presente anche, ricavabile anche dall'ordinamento dell'Unione Europea, sebbene riferita esclusivamente alla capacità di lavoro, quindi ancora la condizione patologica rileva se in interazione con barriere di diversa natura può ostacolare la piena ed effettiva partecipazione della persona interessata alla vita professionale su base di uguaglianza con gli altri lavoratori. Per la definizione dell'Unione Europea, come per quella della Convenzione ONU, non è rilevante la soglia, non è rilevante la certificazione, non è rilevante nemmeno la conoscibilità o la conoscenza da parte del datore di lavoro, elementi che invece sono di rilievo nella nostra esperienza nazionale. Oggi l'articolo 3,1 della legge 104 del 92, come modificato dal decreto legislativo 62 del 2024, definisce persona con disabilità chi presenta durature compromissioni fisiche, mentali, intellettive o sensoriali che in interazione con barriere di diversa natura possono ostacolare la piena ed effettiva partecipazione nei diversi contesti di vita, quindi non solo nel lavoro, su base di uguaglianza con gli altri, accertate all'esito della valutazione di base. Quindi l'elemento dell'accertamento e della certificazione è determinante per il nostro ordinamento nazionale. Il concetto di duratura compromissione va valorizzato con riferimento al fatto che si faccia riferimento al sistema di classificazione dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, nonché la compromissione debba essere persistente nel tempo o per la quale è possibile una regressione e attenuazione solo nel lungo periodo. Per quanto concerne la tutela antidiscriminatoria, che come dicevo è un parametro imprescindibile nella valutazione delle flessibilità o delle rigidità organizzative che nel caso delle persone con disabilità si risolvono prevalentemente in una realtà forma di tutela nei loro confronti, questa dimensione si traduce all'interno del sistema delle quote obbligatorie per l'accesso al lavoro, nella disciplina del collocamento mirato e nello strumento degli accomodamenti ragionevoli. Come a tutti noto, il collocamento obbligatorio esiste nel nostro ordinamento fin dal 1968 ed era percepito prevalentemente come un onere a carico del datore di lavoro. La prospettiva cambia con la legge 68 del 99, che abrogando la legge del 68 introduce il cosiddetto collocamento mirato. Il collocamento mirato si caratterizza per il fatto che comprende quegli strumenti tecnici e di supporto che permettono di valutare adeguatamente le persone con disabilità nelle loro capacità lavorative e di inserirle nel posto adatto,
attraverso analisi di posti di lavoro, forme di sostegno, azioni positive e soluzioni dei problemi connessi con gli ambienti, gli strumenti e le relazioni interpersonali sui luoghi quotidiani di lavoro e di relazione. Ecco, il primo elemento di flessibilità organizzativa, a mio avviso, si ravvisa nella nozione stessa di collocamento mirato, che tende e intende realizzare la migliore combinazione possibile tra le capacità lavorative di cui sono espressione le persone con disabilità per l'inserimento nel posto adatto, quindi per la migliore combinazione tra esigenze organizzative e capacità personali, rappresentando così il collocamento mirato e il sistema delle quote un'azione positiva e quindi un'attuazione del principio di uguaglianza sostanziale sancito nella nostra Carta Costituzionale all'articolo 3,2. Il meccanismo del collocamento mirato prevede ancora la iscrizione delle persone con disabilità nelle liste presso i centri per l'impiego, poiché è necessario redigere per loro schede relative alla capacità lavorativa, le abilità e le competenze e le inclinazioni al fine del collocamento mirato, quindi al fine di realizzare quella piena inclusione lavorativa che si ottiene quando le capacità della persona sono commisurate alla tipologia di attività organizzativa e lavorativa che sarà chiamato a svolgere. Come è noto, i beneficiari sono individuati nell'articolo 1 della legge 104 e qui facciamo ancora riferimento a valori percentuali di invalidità civile o di invalidità sul lavoro, nonché a condizioni personali come la cecità assoluta o la sordità. I soggetti obbligati sono tutti datori di lavoro pubblici o privati, sulla base del loro organico di riferimento, in proporzione adesso e in particolar modo. La legge prevede che per le imprese e le amministrazioni con un organico da 15 a 35 dipendenti la quota di riserva sia pari ad 1, da 35 a 52, oltre 51 e 70%. Varcata la soglia di rilevanza, il datore di lavoro ha tempo 60 giorni per trasmettere il prospetto informativo sullo stato occupazionale e procedere alla richiesta di avviamento. La finalità del prospetto informativo è proprio quello di consentire l'attuazione del collocamento mirato. E già a questo proposito abbiamo una prima divergenza di regolazione tra datore di lavoro privato e datore di lavoro pubblico, perché il datore di lavoro privato è tenuto a fornire questa situazione occupazionale solo quando qualcosa cambia rispetto all'attuazione dell'obbligo. Per le pubbliche amministrazioni l'invio del prospetto informativo è obbligatorio a prescindere dalla modifica della situazione occupazionale. Anche sul fronte delle modalità di assunzione registriamo delle differenze regolative tra pubblico e privato. I datori di lavoro privato possono fare riferimento, utilizzare il sistema della richiesta nominativa e solo subordinatamente i lavoratori vengono avviati secondo l'ordine di graduatoria per la qualifica richiesta. Al contrario, le pubbliche amministrazioni devono attuare le previsioni dell'articolo 35 del decreto legislativo 165 del 2001 e dunque ricorrere al sistema della chiamata numerica degli iscritti se il profilo da ricoprire prevede il solo requisito dell'adempimento dell'obbligo scolastico o invece le procedure concorsuali se è richiesto un titolo di studio superiore. Anche le pubbliche amministrazioni possono avvalersi di quello strumento alternativo che sono le convenzioni, in quanto consentono di realizzare un programma mirato a realizzare gli obiettivi occupazionali attraverso il coinvolgimento prevalentemente di enti di terzo settore che consentano compiere attività formative preliminari all'inserimento. Le assunzioni di disabili nelle pubbliche amministrazioni sono poi presentano profili di specificità con riferimento anche ad altri aspetti: quote di riserva, compensazione territoriale, computo di disabili interni, rilevanza dello stato di disoccupazione ai fini dell'integrazione della quota. L'articolo 16 della legge 68 del 99 in particolare prevede che i disabili possano partecipare a tutti i concorsi per il pubblico impiego da qualsiasi amministrazione pubblica siano banditi, che siano previste ovviamente speciali modalità di svolgimento delle prove per consentire di concorrere in effettive condizioni di parità
e che, ove abbiano conseguito l'idoneità nei concorsi pubblici, possano essere assunti ai fini dell'adempimento dell'obbligo della quota di riserva anche oltre il limite dei posti ad essi riservati nel concorso. Quindi l'assolvimento da parte delle amministrazioni dell'obbligo assunzionale si può realizzare anche con soggetti idonei in concorsi pubblici ordinari che presentino caratteristiche e condizioni di disabilità ai sensi della normativa che abbiamo esaminato. Bene, nella revisione del sistema del collocamento in generale, del collocamento mirato in particolare, attuato da uno dei decreti legislativi attuativi del Jobs Act, il 151 del 2015, sono stati dettati dei criteri direttivi per adottare le linee guida per il collocamento mirato, che in realtà sono state poi effettivamente adottate ben 7 anni dopo, solo nel 2022. Tra queste linee guida l'elemento della flessibilità organizzativa riemerge, per esempio nella lettera D, dove si fa riferimento alla necessità di procedere ad un'analisi delle caratteristiche dei posti di lavoro da assegnare alle persone con disabilità, anche con riferimento agli accomodamenti ragionevoli, o ancora si prevede la introduzione della figura del responsabile dell'inserimento lavorativo come soggetto che accompagna il lavoratore disabile sia nella fase di inserimento al lavoro di primo accesso, sia durante lo sviluppo e lo svolgimento dell'attività lavorativa nel corso della sua progressione successiva. La figura del responsabile dell'inserimento lavorativo è naturalmente facoltativa per quanto riguarda il datore di lavoro privato, è invece stata introdotta come figura obbligatoria dall'articolo 39 ter del decreto legislativo 165 del 2001, così modificato dal decreto legislativo 75 del 2017 attuativo della cosiddetta, altrimenti nota, legge Madia. In prima battuta questo obbligo era riservato alle amministrazioni con un certo numero di dipendenti, dopo le modifiche del decreto legislativo 222 del 2023 tutte le pubbliche amministrazioni ricadono nell'obbligo di identificazione di questa figura. La finalità dell'inserimento, dell'introduzione della figura del responsabile dei processi di inserimento delle persone con disabilità è dare attuazione all'articolo 7,1, quindi alla norma del testo unico sul pubblico impiego che si occupa o che definisce i criteri per una gestione del personale che comportino un'efficace integrazione nell'ambiente di lavoro delle persone con disabilità. Il responsabile in particolare deve essere identificato prioritariamente tra i dirigenti di ruolo, ovvero tra alti dipendenti, ed è scelto tra coloro i quali abbiano esperienza sui temi dell'inclusione sociale e dell'accessibilità delle persone con disabilità, anche comprovata da specifica formazione. Mi soffermo su quell'anche che è oggetto di dibattito interpretativo perché potrebbe essere interpretato sia nel senso che la comprovata specifica formazione sia un ulteriore requisito oltre a quello della esperienza, sia nel senso che l'esperienza può essere dimostrata in vario modo, ivi compreso quella derivante dalla disponibilità di una specifica formazione, il che può fare profondamente la differenza nella identificazione del profilo professionale richiesto per svolgere questa funzione, che è, come dire, coerente con la filosofia del diversity management nell'ambito del settore privato, quindi dell'attenzione e della valorizzazione delle differenze come, con l'effetto di realizzare un migliore inserimento dei lavoratori nel contesto organizzativo e quindi un incremento della loro produttività contestualmente a una valorizzazione della loro professionalità. Il decreto legislativo 222 del 2023 ha anche complicato un po' il quadro regolativo perché ha introdotto un'altra figura di riferimento sempre riferita a una posizione dirigenziale o ad altro dipendente ad esso equiparato, con esperienze sui temi dell'inclusione sociale, questa volta per curare l'accessibilità delle persone con disabilità nel contesto dell'organizzazione amministrativa. La norma prevede che queste funzioni, il responsabile dell'accessibilità e il responsabile dell'inclusione lavorativa, possano essere assolte dal medesimo soggetto, quindi far confluire la doppia funzione accessibilità per tutte le persone con disabilità all'amministrazione, inclusione lavorativa del personale dipendente con condizioni di disabilità. Peraltro, inclusione sociale e disabilità con questo decreto legislativo vengono inseriti tra gli obiettivi di produttività
nella pubblica amministrazione, quindi vanno valutati ai fini della performance. Che cosa fa il responsabile dei processi di inserimento delle persone con disabilità? Predispone, sentito anche il medico competente, gli accorgimenti organizzativi e propone, ove necessario, le soluzioni tecnologiche per facilitare l'integrazione al lavoro anche ai fini dei necessari accomodamenti ragionevoli di cui all'articolo 3,3 bis del 216/2003, nonché verifica l'attuazione del processo di inserimento recependo e segnalando eventuali situazioni di disagio o di difficoltà di integrazione. In altri termini, accompagna appunto e presiede o presidia, se volete, le esigenze di flessibilità organizzativa che emergono in caso di collocamento mirato al fine di realizzare quell'obiettivo di piena integrazione, di piena commisurazione tra capacità lavorativa e occupazione assegnata al lavoratore. Abbiamo già più volte quindi evocato il termine degli accomodamenti ragionevoli, che nel nostro ordinamento sono stati introdotti per effetto di una condanna della Corte di Giustizia dell'Unione Europea con la sentenza del 4 luglio del 2013, in quanto nel trasporre la direttiva sull'eguaglianza nei luoghi di lavoro, il nostro legislatore aveva volontariamente, diciamo, evitato di trasporre la previsione dell'articolo 5, e cioè quella relativa all'obbligo di accomodamenti ragionevoli. Per effetto di questa condanna, nel decreto legislativo 216 del 2003, che appunto traspone la direttiva 2078, è stato introdotto il comma 3 bis. Al fine di garantire il rispetto del principio della parità di trattamento delle persone con disabilità, i datori di lavoro pubblici e privati sono tenuti ad adottare accomodamenti ragionevoli come definiti dalla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, ratificata con la legge 18 del 2009, nei luoghi di lavoro, per garantire alle persone con disabilità la piena eguaglianza con gli altri lavoratori. Tutto questo, ci dice la norma, per i datori di lavoro pubblico deve avvenire senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Questo pone qualche problema nella interpretazione del concetto di accomodamento ragionevole, che ritroviamo in maniera profondamente similare nel testo della direttiva 2078 e nel testo della Convenzione ONU. Sebbene la direttiva 78, come dicevo prima, si riferisca esclusivamente all'applicazione nei luoghi di lavoro, mentre nella Convenzione ONU e oggi nella nuova normativa sulla disabilità in tutti gli ambiti della vita personale. Gli accomodamenti ragionevoli o le soluzioni ragionevoli sono definiti come provvedimenti appropriati in funzione delle esigenze delle situazioni concrete nella direttiva 2078, modifiche e adattamenti necessari ed appropriati nella Convenzione ONU. In entrambe le previsioni regolative internazionale e sovranazionale c'è un limite all'adempimento di questo obbligo, che non comporti un onere finanziario sproporzionato, dice la direttiva dell'Unione Europea, che non impongano un onere sproporzionato o eccessivo, dice la Convenzione ONU. Si tratta quindi di misure individualizzate e di carattere non tassativo. Nel considerando 20 della direttiva 2078 c'è un'indicazione semplificativa: sistemazione dei locali, adattamento delle attrezzature e dei ritmi di lavoro, ripartizione dei compiti, un'adeguata formazione. Da queste indicazioni semplificative si ricava subito come alcune forme di raccomandamento ragionevole siano necessariamente o implichino necessariamente l'introduzione di sistemi dispositivi di supporto. In altri casi l'accomodamento ragionevole si risolve in un meccanismo di flessibilità organizzativa, adattamento dei ritmi di lavoro, ripartizione dei compiti, formazione. La Corte di Giustizia, in una famosa sentenza Danmark nel 2011, ci dice che anche la riduzione dell'orario di lavoro, che non ricade nel concetto di ritmi di lavoro, può essere considerato un accomodamento ragionevole. In realtà identificazioni possibili di cosa sono in concreto, quali possono essere in concreto strumenti di flessibilità organizzativa che soddisfano il requisito di diventare accomodamenti ragionevoli, per i quali peraltro il tema del limite rappresentato dall'onere dell'essere finanziariamente o comunque sproporzionati è chiaramente più difficile da mettere in evidenza, riguardano adattamenti nell'organizzazione del lavoro, adesione ad altre mansioni, mutamento di mansioni, prescrizioni del medico competente,
Le fonti regolative a cui mi sto richiamando sono la 68 del 99, ma anche il testo unico sulla sicurezza, nonché priorità nelle forme di lavoro flessibile. Anche la giurisprudenza ha contribuito a dare un contenuto concreto al concetto di accomodamento ragionevole, per esempio attraverso la ripartizione dei compiti, anche eventualmente con coinvolgimento di altri colleghi, sebbene su questo fronte vi siano spesso delle criticità da rilevare. Riorganizzazione dei turni, riduzione dell'orario, adozione di tecnologie che riducono la faticosità del lavoro, riqualificazione dei lavoratori e trasferimento del lavoratore. Oggi abbiamo una nozione di accomodamento ragionevole nell'articolo 17 del decreto legislativo 62 del 2024, che si riferisce, come dicevo prima, in sintonia con i criteri della legge delega della quale è attuazione, non soltanto all'applicazione di questo strumento, che è anch'esso uno strumento di diritto antidiscriminatorio per il contesto lavorativo, ma in tutto l'arco della vita personale della persona con disabilità. E nel rimodulato, nell'introdotto nuovo articolo 5 bis nella legge 104 del 92, si prevede che gli accomodamenti ragionevoli siano misure e adattamenti necessari, pertinenti, appropriati ed adeguati, sempre con il limite che non impongano un onere sproporzionato o eccessivo al soggetto obbligato. La terminologia utilizzata dal legislatore del 2024 è particolarmente puntuale. Peraltro, il concetto di accomodamento ragionevole è associato alla dimensione della partecipazione. La persona con disabilità partecipano al procedimento relativo all'individuazione dell'accomodamento ragionevole. Inoltre, la norma prevede la possibilità di ricorso avverso il diniego motivato di accomodamento ragionevole e responsabilizza e attribuisce un ruolo importante con riferimento a questo tema all'Autorità Garante Nazionale dei Diritti delle Persone con Disabilità. Il tema degli accomodamenti ragionevoli e quindi le soluzioni regolative che comportano prevalentemente misure di flessibilità organizzativa, solo talvolta invece l'adozione di misure e di strumenti di supporto e integrativi, è stata estesa per la giurisprudenza anche ai caregiver, quindi a coloro i quali si prendono cura di soggetti che hanno una condizione di disabilità. Si era già espressa in questo senso una Cassazione nel 2024, riconoscendo il diritto all'accomodamento ragionevole alla lavoratrice che assiste il marito disabile. Era un caso di trasferimento presso altra sede senza tener conto delle esigenze di cura a cui aveva fatto seguito un licenziamento per rifiuto del trasferimento stesso. Sul tema si è pronunciata la Corte di Giustizia. Il datore di lavoro è tenuto a prevedere accomodamenti ragionevoli anche nei confronti del lavoratore che fornisce assistenza al figlio disabile. Riconosce cioè la Corte il divieto di discriminazione indiretta fondata sulla disabilità si applica a un lavoratore che non sia egli stesso disabile, ma che sia oggetto di una siffatta discriminazione a causa dell'assistenza che fornisce al figlio disabile e che consente a quest'ultimo di ricevere la parte essenziale delle cure che le sue condizioni richiedono. La Corte cioè ha dichiarato l'estensione degli accomodamenti ragionevoli anche ai caregiver solo quando questi siano genitori di figli disabili e quando la loro assistenza o l'assistenza che questi genitori forniscono costituisca la parte essenziale delle cure che le sue condizioni richiedono. Quindi una interpretazione restrittiva della discriminazione indiretta per disabilità che ne consegue. Peraltro la Corte non si è pronunciata, nonostante la richiesta della Cassazione, sulla nozione di caregiver, sottolineando, evidenziando che questa non è contemplata nella direttiva 2078 e quindi deve essere rimessa al diritto nazionale. Anche questo crea qualche problema applicativo perché nel nostro ordinamento sono diverse le fonti regolative che fanno riferimento a questa nozione, fornendone un diverso contenuto. Venendo il tema quindi della flessibilità in ingresso, per dire così, la flessibilità nell'accesso al lavoro, ci evidenzia la dimensione della flessibilità organizzativa principalmente veicolata attraverso l'obbligo di accomodamenti ragionevoli, che esiste, deve essere governato, deve essere attuato fin dalla fase dell'inserimento lavorativo, è presidiato da una figura specifica che nelle pubbliche amministrazioni è obbligatoria e che è il responsabile per l'inserimento lavorativo, che coincida o meno con il responsabile per l'accessibilità, e che
comporta appunto e consente di dare piena attuazione al meccanismo con migliore compatibilità possibile tra capacità lavorativa del lavoratore disabile e dell'aspirante disabile al lavoro e assetto organizzativo dell'amministrazione. Profilo di accomodamento ragionevole che poi si estende durante tutto l'arco della vita lavorativa, considerando che la condizione di disabilità non è detto che sia una condizione che rimane inalterata nel tempo, ma che invece può, e sovente accade che si verifichi, si evolve nel corso del sviluppo della vita personale del lavoratore. Nell'ambito del svolgimento del rapporto di lavoro, oltre quindi alla esigenza di attuare accomodamenti ragionevoli con riferimento all'eventuale modificarsi delle esigenze della persona con disabilità connesse allo svolgimento della prestazione, la flessibilità organizzativa nel rapporto di lavoro si declina anche con riferimento alla materia dei permessi e dei congedi e alla disciplina del lavoro agile. I permessi lavorativi retribuiti sono regolati dall'articolo 33 della legge 104 del 1992 e vengono riconosciuti ai disabili in situazioni di gravità, secondo la definizione che ne fornisce la normativa in questione, ai genitori, anche adottivi o affidatari, di figli disabili in situazioni di gravità, al coniuge o al partner di unione civile o al convivente di fatto o ai parenti o agli affini entro il secondo grado di familiari disabili in situazioni di gravità. Ci si estende a parenti e affini anche entro il terzo grado qualora genitori, coniuge, partner di unione civile e convivente di fatto siano over 65 oppure siano anch'essi affetti da patologie invalidanti o ancora siano deceduti o mancanti. In cosa consistono questi permessi? Possono essere richiesti in due forme alternative: 2 ore di permesso giornaliere e 3 giorni di permesso mensili frazionabili ad ore. I 3 giorni di permesso mensili possono essere suddivisi in permessi orari in base all'orario di lavoro medio giornaliero. La tipologia di permesso può essere variata di norma da un mese all'altro. A sopraggiungere di esigenze improvvise e documentate, il lavoratore può anche ottenere la trasformazione degli eventuali giorni ancora da fruire in ore di permesso giornaliere e viceversa. D'altro canto, i permessi non usufruiti in un mese non possono essere cumulati nei mesi successivi. Entro il limite complessivo dei 3 giorni per l'assistenza allo stesso individuo con disabilità in situazioni di gravità, il diritto può spettare anche a più soggetti fra quelli elencati, purché ne fruiscano in via alternativa. D'altro canto, il lavoratore caregiver può essere tale anche rispetto a più persone con disabilità, a condizione sempre che non ci siano, diciamo così, possibilità di sostegno da parte di coniuge, parte dell'unione civile, convivente di fatto, parenti o figli entro il primo o il secondo grado. La giurisprudenza si è pronunciata sull'utilizzo legittimo dei permessi ai sensi della legge 104 quando utilizzati dal caregiver, che come abbiamo visto titolari dei permessi sono sia direttamente le persone con disabilità grave sia coloro che se ne prendono cura. La giurisprudenza ha sostanzialmente ampliato l'interpretazione possibile della previsione, nel senso che l'utilizzo dei permessi non deve necessariamente coinvolgere o riguardare direttamente la figura del familiare disabile. Possono anche essere misure che solo indirettamente vanno a suo favore. Ciò significa che andare a fare la spesa per il familiare in difficoltà, andare ad acquistare medicine, svolgere incombenze amministrative, purché siano nell'interesse del disabile, giustificano l'utilizzo di questi permessi. La condizione imprescindibile è che l'allontanamento di fatto dalla cura diretta sia svolta comunque nell'interesse della persona con disabilità e non del proprio. Conseguentemente si configura un utilizzo abusivo dei permessi ai sensi della legge 104 quando arbitrariamente questi vadano a soddisfare esigenze diverse da quelle previste dalla normativa, venendosi così a violare i principi di correttezza e buona fede nei confronti del datore di lavoro, nonché nei confronti dell'INPS. Più precisamente, dice la giurisprudenza, si configura un illecito disciplinare per il quale il lavoratore caregiver può essere licenziato per giusta causa, nonché una truffa ai danni dell'INPS, dato che i permessi sono retribuiti.
Cito soltanto due pronunce abbastanza recenti del 2025, in cui è stato riconosciuto la legittimità del licenziamento per giusta causa, in quanto il comportamento reiterato nel utilizzare i permessi retribuiti non per assistere i familiari disabili, ma per dedicarsi ad attività personali e ricreative, è stato ritenuto idoneo a compromettere irrimediabilmente il vincolo fiduciario tra datore e lavoratore. Peraltro in questa pronuncia la Corte di Cassazione ha anche ritenuto legittimo il ricorso ad agenzia investigativa per svolgere accertamenti sulla condotta fraudolenta del dipendente. Con la sentenza del 4 giugno 2025 numero 15029 ancora il tema è stato riaffrontato. Qui è interessante citarla perché il lavoratore si era difeso sostenendo che il contratto collettivo non giustificasse il licenziamento per un singolo episodio, che la sanzione fosse sproporzionata, e la Cassazione invece ha ritenuto che, pur non essendo tipizzato il licenziamento per violazione o per utilizzo abusivo dei permessi in base alla legge 104, potesse dovesse rilevare l'apprezzamento del giudice della gravità della condotta direttamente ai sensi dell'articolo 2119 del Codice Civile, e quindi appunto la violazione del vincolo fiduciario ritenuto sussistente ha reso proporzionata la sanzione espulsiva, benché non tipizzata nel contratto collettivo. Altra misura di flessibilità organizzativa è rappresentata dal congedo straordinario. Qui riveliamo una peculiarità, a seconda che il congedo straordinario sia utilizzato dai lavoratori disabili per se stessi o sia utilizzato dai loro caregiver. Ai sensi dell'articolo 4,2 della legge 53 del 2000, i dipendenti di datori di lavoro pubblici o privati possono richiedere, per gravi e documentati motivi familiari, fra i quali le patologie, un periodo di congedo continuativo frazionato non superiore a 2 anni, per il quale non c'è diritto alla retribuzione e a meno che il lavoratore non proceda al riscatto ai fini previdenziali. L'articolo 42, commi da 5 a 5 quinquies del decreto legislativo 151 del 2001, riconosce come congedo straordinario 2 anni di assenza dal lavoro retribuiti in base allo stipendio dell'ultimo mese precedente, e in questi periodi sono considerati validi per il calcolo dell'importo della pensione e per l'anzianità. Peraltro la loro fruizione può anche essere frazionata a giorni. A fronte delle misure di flessibilità che riguardano quindi sostanzialmente la possibilità di gestire della sospensione del rapporto di lavoro coerentemente con le esigenze del lavoratore disabile o del caregiver che di questi si occupi, purché ricada naturalmente nelle figure identificate dalla normativa, registriamo un intervento regolativo di rigidità con riferimento al luogo di lavoro che ha, come dicevo in partenza, una funzione protettiva. La persona disabile grave che lavora ha diritto, e anche il suo caregiver di disabile grave, ha diritto di scegliere, ove possibile, la sede di lavoro, quindi un diritto condizionato, ma invece non può essere trasferito ad altra sede senza il suo consenso. Quindi l'inamovibilità è più forte è tutelata in maniera più rigorosa di quanto non sia invece la possibilità di scelta della sede di lavoro. Sempre rimanendo nell'ambito della flessibilità nel rapporto di lavoro, è imprescindibile trattare della disciplina del lavoro agile. Tutti sappiamo che ai sensi dell'articolo 18,1 della legge 81/2017 il lavoro agile è quella modalità di esecuzione del rapporto di lavoro subordinato senza precisi vincoli di orario di luogo di lavoro, con il possibile utilizzo di strumenti tecnologici, eseguita in parte all'interno dei locali aziendali e in parte all'esterno, e che l'articolo 18,3 estende l'applicabilità di questa modalità lavorativa anche alle pubbliche amministrazioni, con gli adattamenti che si rendano necessari. Ricordava già la collega Gabriele, con l'introduzione del comma 3 bis sono state individuate alcune ipotesi di priorità, e questa priorità riguarda naturalmente, senza peraltro limiti temporali di età, i genitori di figli disabili gravi, riguarda i lavoratori con disabilità grave essi stessi o i disabili, i caregiver di lavoratori disabili. Naturalmente la normativa prevede anche una tutela contro i comportamenti ritorsivi del datore di lavoro che si traducano in modifiche del rapporto di lavoro fino al licenziamento, i quali saranno da ritenersi discriminatori e perciò nulli.
Anche la legge 104 del 1992, l'articolo 33,6 bis, prevede una priorità per i fruitori di permessi di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 33, quelli che abbiamo appunto prima ricordato, nell'accesso al lavoro agile ai sensi del 18,3 bis o di altre forme di lavoro flessibile, ferme restando naturalmente previsioni più favorevoli della contrattazione collettiva. A questo riguardo cito, ma veramente ad esempio, perché poi si replica anche nelle altre funzioni, il contratto collettivo delle funzioni centrali 2022-2024, il quale prevede che per i lavoratori che abbiano appunto una condizione di disabilità grave o che assistano familiari con disabilità grave è possibile estendere il numero di giorni di attività resa in modalità agile, e la medesima disposizione, la medesima possibilità di estensione copre anche l'ipotesi del lavoro da remoto con vincolo di tempo. Quindi non soltanto una priorità, come dice la legge, nell'accesso all'utilizzo del lavoro agile, ma anche la possibilità di utilizzarlo con modalità differenti, in particolar modo incrementando il numero delle giornate rispetto agli altri lavoratori quando si versi in una condizione di disabilità grave o si presti assistenza a lavoratori con disabilità grave. Si accennava al tema della fragilità, ne faceva riferimento la collega Gabriele per quanto concerne quella che è stata la direttiva del 2023. Prima ancora possiamo ricordare questa nozione emersa sostanzialmente durante la pandemia, evocando forme di tutela di condizioni di morbilità che in realtà, se ci atteniamo alle interpretazioni che di disabilità offre la Corte di Giustizia dell'Unione Europea, viene sempre ricondotta a quell'area lì dove quella condizione di morbilità abbia un carattere di duratura compromissione che in interazione con le barriere esterne appunto compromette il pieno godimento dei diritti dei lavoratori e delle persone con disabilità. Questa legge introduce, la legge 106 del 2025, introduce nuovi strumenti di tutela per rafforzare i diritti dei malati, in particolare con queste caratteristiche appunto di particolare gravità, con un congedo straordinario di lunga durata, con permessi retribuiti aggiuntivi e con priorità nell'accesso al lavoro agile, intervenendo su un ambito che fino ad ora era stato invece per lo più governato dalla contrattazione collettiva. Anche qui faccio riferimento all'articolo 25 del contratto sulle funzioni centrali a proposito di assenze per malattie in caso di gravi patologie richiedenti terapie salvavita. Qui la regolazione incideva in particolar modo sulla loro esclusione dal periodo di comporto e sulla titolarità del trattamento economico corrispondente. Il lavoro agile nella normativa che abbiamo fin qui esaminato, anche questo lo ricordava la collega Gabriele, costituisce unicamente una priorità, che non significa un diritto a disporne certamente, ma un diritto a disporne appunto con precedenza rispetto agli altri lavoratori. A mio avviso si pone un problema interpretativo quando il lavoro agile sia richiesto in particolar modo dal lavoratore disabile o, per quello che abbiamo visto, anche dal caregiver nella misura in cui ne è anch'esso beneficiario, come o a titolo di accomodamento ragionevole. Nel qual caso si ricade appunto non nella priorità, ma nell'obbligo di adattamento al quale è tenuto il datore di lavoro pubblico o privato, e quindi diciamo appare alquanto improbabile la possibilità del datore di lavoro di rifiutarsi legittimamente, a meno che non insorga quell'elemento della eccessiva onerosità che costituisce un limite all'adempimento di quest'obbligo. E del resto mi sembrerebbe di poterne trarre conferma dall'introduzione di un nuovo divieto di discriminazione nell'articolo 2 bis della legge 104 del 92, il quale prevede che è vietato discriminare o riservare un trattamento meno favorevole ai lavoratori che chiedono o usufruiscono dei benefici di cui all'articolo 33, i permessi e i congedi che abbiamo visto, e all'articolo 18,3 bis, quindi il lavoro agile, nonché di ogni altro beneficio concesso ai lavoratori medesimi in relazione alla condizione di disabilità propria o di coloro ai quali viene prestata assistenza e cura.
E vengo all'ultima parte della mia presentazione, della mia riflessione, che riguarda la flessibilità in uscita e in particolar modo due specifiche ipotesi di licenziamento che possono interagire con la condizione di persona disabile: il licenziamento per sopravvenuta idoneità alla mansione e il licenziamento per superamento del periodo di comporto. Rispetto alla prima ipotesi, con la introduzione dell'articolo 3,3 bis del decreto legislativo 216 del 2003, quindi con l'introduzione dell'obbligo di accomodamenti ragionevoli, si è determinato un mutamento di orientamento interpretativo da parte della Corte di Cassazione con riferimento a questa forma di licenziamento. In particolare la Cassazione sosteneva sostanzialmente che il datore di lavoro, a fronte della sopravvenuta idoneità, non dovesse prevedere anche una modifica dell'organizzazione per poter rendere ancora fruibile la prestazione del lavoratore. Al contrario, per effetto appunto dell'introduzione del concetto di accomodamento ragionevole, oggi la Cassazione prevede che il datore di lavoro debba verificare la possibilità di adottare misure che consentono al disabile di continuare a svolgere un'attività lavorativa anche modificando sostanzialmente l'organizzazione. E la normativa sull'applicazione della tutela reintegratoria in queste ipotesi, l'articolo 18,7 dello Statuto e l'articolo 2 del decreto legislativo 23, ne danno ulteriore conferma. L'altra ipotesi è il licenziamento per superamento di periodo di comporto. La giurisprudenza ha adottato vari orientamenti, ha prima negato il problema, poi ha fatto rinvio ai contratti collettivi e alle norme in particolare di questi che tutelano per malattie gravi e croniche, poi ha cominciato a ipotizzare la necessità di fare riferimento al concetto di accomodamento ragionevole e infine addirittura giunto ad affermare che le clausole dei contratti collettivi che prevedono un pari periodo di comporto per disabili e non costituisce discriminazione indiretta e rende nullo e invalido il conseguente licenziamento. La Cassazione ha fatto proprio quest'ultimo orientamento, peraltro ragionando sulla conoscibilità da parte del datore di lavoro della condizione di disabilità come esimente, e ha da ultimo operato un rinvio alla Corte di Giustizia. Quest'ultima, col caso Pauani, ha chiarito che nelle ipotesi di non costituisce una soluzione ragionevole una normativa nazionale che non tiene conto di un'eventuale disabilità del soggetto di malattia, considerando cioè che la condizione di disabilità rende più facilmente esposto a condizioni di morbilità il lavoratore disabile e che prevedere pertanto un unico comporto rende o realizza una discriminazione indiretta. Questo implica interventi della contrattazione collettiva che potrebbero rimodulare con differenze queste ipotesi, oppure un vero e proprio intervento del legislatore che permetterebbe di evitare alcune conseguenze critiche interpretative che ne derivano. Dunque, l'accomodamento ragionevole rende o flessibilizza l'organizzazione anche rispetto al momento espulsivo quindi della cessazione del rapporto di lavoro quando questa interagisce con la condizione di disabilità. Io vi ringrazio per l'attenzione, spero che questa panoramica sia stata sufficientemente comprensibile e chiara. Passo la parola al collega Olivelli per la sua presentazione. Buonasera a tutti quanti, buonasera a tutte. Grazie alla professoressa Troisi per avermi coinvolto in questa iniziativa. Il tema che affronto è il tema relativo ad una particolare condizione che, soprattutto in virtù delle riforme pensionistiche degli ultimi anni, è inerente alla pubblica amministrazione, e cioè la tutela della condizione dell'anzianità del lavoratore. Da questo punto di vista, anche onde accorciare i tempi della relazione, faccio immediatamente riferimento alla legge delega 33 del 2023, che ha introdotto dei criteri inerenti alle politiche in favore delle persone anziane. Da questo punto di vista la legge delega ha affrontato il tema in maniera, direi, generale e generalista, perché l'articolo 2 introduce dei criteri inerenti alla dignità e la promozione delle condizioni di vita e di cura e di assistenza delle persone anziane. Per persone anziane la legge non distingue, e quindi dobbiamo intendere sia quelle impiegate ancora in un'occupazione anche pubblica che quelle che sono in una condizione di bisogno di quell'anzianità.
Allo stesso tempo, l'articolo 3 della legge delega 33 del 2023 si occupa invece del tema dell'invecchiamento attivo, dell'inclusione sociale e della prevenzione della fragilità. Tuttavia, l'articolo 3 al suo secondo comma comincia a stringere un focus anche nell'ambito del lavoratore anziano che continua a prestare la propria attività lavorativa, perché il tema dell'invecchiamento attivo viene ad essere affrontato, articolo 3,2 numero 1, come promozione della salute, della cultura della prevenzione lungo tutto il corso della vita del soggetto, ivi compresa quindi anche quella lavorativa, attraverso apposite campagne informative, iniziative di vario genere o che debbano svolgersi, parole testuali della legge delega, nei luoghi di lavoro. E dunque c'è un primo focus dedicato a questa particolare fase della vita. Altresì, sempre il numero 8 del comma 2 dell'articolo 3 della legge delega tiene conto del fatto che i futuri decreti delegati debbono garantire l'indipendenza funzionale del soggetto in età avanzata, mantenere una buona qualità di vita, ma soprattutto il governo è delegato ad adottare dei provvedimenti che servano per il mantenimento delle capacità fisiche, intellettive e lavorative del soggetto. Di conseguenza, anche questo tipo di precisazione della legge delega ci porta a comprendere come possano esserci degli interventi in ambito lavorativo riferiti agli anziani. A fronte delle possibilità concesse dalla legge delega è stato emanato il decreto legislativo 29 del 2024, che è un decreto decisamente particolare perché viene inquadrato nell'ambito dell'assistenza sociale, prevede infatti misure di natura prettamente assistenziale e sanitaria. Tuttavia, in questo ambito troviamo disposizioni relative ai caregiver e troviamo disposizioni che vanno ad incidere anche sull'organizzazione del lavoro, e quindi queste ultime due considerazioni, che evidentemente riguardano il rapporto di lavoro, sono da considerare un'eccezione rispetto, dicevo, alla natura assistenziale del decreto stesso. Tuttavia, per quanto noto, sulla base dell'articolo 38 della Costituzione, bisogna tenere in considerazione il fatto che le prestazioni assistenziali trovano una loro ragione d'essere nell'esistenza di un bisogno socialmente rilevante, che è appunto il presupposto costituzionale indefettibile perché poi il successivo trattamento possa essere erogato. Invece, nell'ambito di questo decreto non è stata individuata in maniera specifica, non è stato individuato un bisogno da soddisfare, ma ciò non fa venir meno comunque la natura assistenziale del decreto medesimo, perché l'esistenza del bisogno è presunta da parte del legislatore per il solo fatto che esista la condizione di anzianità. Ed anzi, da questo punto di vista, la selettività di questo presupposto anagrafico è superata in favore di una sorta di universalizzazione dei soggetti, dei soggetti protetti, che è presunta dal legislatore, e ai fini del decreto, quindi ai soli fini dell'applicazione delle disposizioni contenute nel decreto medesimo, è anche definito per la prima volta nel nostro paese chi è la persona anziana. E l'articolo 2 del decreto legislativo infatti stabilisce sostanzialmente 3 figure di lavoratore anziano. Abbiamo il soggetto che ha superato i 65 anni di età, poi abbiamo la persona grande anziana, che è quella oltre gli 80 anni, e la persona anziana non autosufficiente. Queste ultime due figure escludono il coinvolgimento del soggetto lavorativo, non la prima, il soggetto anziano ultra 65enne, che infatti viene subito coinvolto dal decreto legislativo 29 al successivo articolo 5, appunto intitolato Misure per la promozione della salute e dell'invecchiamento attivo delle persone anziane da attuare nei luoghi di lavoro. Quindi il decreto legislativo prende spunto
da quei riferimenti numero 8 e numero 1, comma secondo, articolo 3 della legge delega a cui facevo riferimento antecedentemente, e appunto introduce delle forme di tutela o delle forme di misure di ausilio in favore dei lavoratori anziani. Tuttavia, già da subito possiamo domandarci se sul piano discriminatorio o anche sul piano costituzionale relativo al bisogno anzianità, una definizione numerica legata ad un criterio anagrafico sia di per sé sufficiente e ragionevole a poter definire una condizione che in realtà dovrebbe dipendere da condizioni fisiologiche, mediche e cliniche e non, o perlomeno non solo, dal semplice dato numerico. L'articolo 5 individua due strumenti che possono essere utilizzati dal dirigente, dal datore di lavoro pubblico, nel momento in cui si renda necessario tutelare l'anziano occupato nella pubblica amministrazione. Il primo strumento è quello che fa riferimento alla valutazione dei rischi. Nei luoghi di lavoro, la promozione della salute, della cultura della prevenzione e dell'invecchiamento sano e attivo. Ora è stato introdotto il termine sano nel decreto 29, che è qualcosa di diverso ed ulteriore rispetto al solo invecchiamento attivo previsto dalla legge delega. Quindi per promuovere questi tre indirizzi, queste tre condizioni, salute, prevenzione e invecchiamento sano, il datore di lavoro deve attivarsi attraverso gli strumenti previsti dal decreto legislativo 81 del 2008. In particolare egli deve valorizzare gli obblighi di valutazione dei fattori di rischio e di sorveglianza sanitaria. In che senso? Già l'articolo 28 di per sé, l'articolo 28 del decreto legislativo 81, stabilisce l'obbligo per il datore di lavoro, anche pubblico, di valutare tutti i rischi inerenti allo svolgimento della prestazione lavorativa. Il riferimento è poi relativo ai rischi dello stress lavoro correlato, oppure i rischi relativi alla gravidanza, alle differenze di genere, ma poi è già esplicitamente indicato il criterio età. Altresì, nell'ambito della sorveglianza sanitaria, disciplinata dall'articolo 38 del decreto legislativo 81, vi sono delle disposizioni inerenti anche in questo caso all'età e soprattutto all'articolo 42 con l'obbligo di valutazione medica di inidoneità. Già di per sé il lavoratore può essere adibito ad una mansione specifica o ad una mansione diversa se considerato dal medico competente inidoneo. Quindi già questo potrebbe essere uno strumento che può essere utilizzato attualmente per la tutela del lavoratore anziano considerato inidoneo. Tuttavia, la novità introdotta dall'articolo 5 del decreto legislativo 29 è quella per il quale questi obblighi del datore di lavoro debbono essere rivolti, letteralmente il decreto dispone, nei confronti di tutta la popolazione anziana, evidentemente tutta la popolazione anziana in servizio, ma soprattutto questi obblighi, in via di ulteriore specificazione, debbono tener conto, quindi con una minima precettività, del modello di promozione della salute nei luoghi di lavoro Workplace Health Promotion, raccomandato dall'OMS, e soprattutto dalle indicazioni del PNP, Piano Nazionale di Prevenzione. Perché tenendo conto di questi due criteri, l'articolo 5 dispone che il datore di lavoro, il dirigente, è autorizzato ad attivare processi ed interventi tesi a rendere il luogo di lavoro un ambiente adatto anche alle persone anziane attraverso idonei cambiamenti organizzativi. Quindi esplicitamente il decreto legislativo consente la modifica organizzativa della struttura per tener conto dei lavoratori anziani. Tuttavia,
mi sento di fare delle considerazioni moderatamente critiche nei confronti di questa disposizione, perché l'alea di rischio del dirigente, se dovesse comprendere anche questi programmi e questi progetti di cui al VLP, al VHP e al Piano Nazionale di Prevenzione, aumenterebbe in maniera esponenziale, in maniera molto ampia, l'area di rischio del datore di lavoro, l'area di responsabilità del dirigente ex articolo 2097, e mi sembra molto dubitabile che una normativa inerente alla tutela dell'invecchiamento attivo e degli anziani sul luogo di lavoro possa introdurre delle norme precettive in ambito di tutela e sicurezza del lavoro. Quindi anche altra parte della dottrina ritiene che queste siano solo indicazioni che, appunto, per richiamare il tenore letterale della disciplina, tengano soltanto conto anche di questi programmi che cercano di valorizzare o comunque appunto di non danneggiare la condizione di anzianità. Il secondo comma dell'articolo 5 invece è focalizzato esplicitamente sul lavoro agile, ma tuttavia possiamo sin da subito trarre una conclusione, perché se il secondo comma dell'articolo 5 tratta questa modalità con cui si rende la prestazione, evidentemente idonei cambiamenti organizzativi consentiti dal comma 1 sono qualcosa di diverso dal lavoro agile, e qui non posso altro che richiamare quello che già hanno accennato in parte le colleghe o anche i clip antecedenti a questo, e cioè tutte quelle modificazioni dell'organizzazione produttiva dell'ente o dell'amministrazione che possano riguardare l'orario di lavoro, la disciplina delle mansioni, ma anche, compatibilmente con le regolamentazioni specifiche del testo unico, compatibilmente anche, dicevo, tutto il tema del comando, del distacco, della mobilità interna, che appunto possono consentire, ripeto, idonei cambiamenti organizzativi. Il tema del lavoro agile può sembrare la panacea di tutti i mali, come peraltro è stato richiamato in tutti gli interventi precedenti. Eppure emergono delle criticità che cercherò molto brevemente di evidenziare. Il datore di lavoro adotta ogni iniziativa diretta a favorire le persone anziane nello svolgimento della prestazione lavorativa in modalità agile, nel rispetto della disciplina prevista dalla contrattazione collettiva. Il datore di lavoro adotta ogni iniziativa per. E tuttavia emergono delle contraddizioni che già le mie colleghe hanno antecedentemente dimostrato, perché noi eravamo rimasti che il lavoro agile con il DL 18 del 2020 durante la pandemia era riferibile ai lavoratori pubblici cosiddetti fragili, e di per sé la condizione di anzianità non è una condizione di fragilità, perlomeno dal punto di vista giuridico. Anzi, il Ministero era proprio intervenuto nel 2022 definendo di per sé, ripeto letteralmente, la condizione di anzianità come una condizione da sola che non giustifica l'inserimento nell'ambito dei lavoratori fragili. E se poi andiamo a riprendere i noti, a questo punto, consentitemelo, criteri elencati nel comma 3 bis dell'articolo 18 che abbiamo visto pochi minuti fa, abbiamo visto che la priorità è data giustamente alle lavoratrici, è data giustamente ai lavoratori con disabilità o ai lavoratori che debbono assistere soggetti con disabilità, ai lavoratori caregiver, e non è menzionata la condizione di anziana. E su questo non ritrovo identicamente appunto alcun tipo di riferimento, neppure con la direttiva salva fragili di cui la collega Gabriele accennava prima. Quindi sembra di potersi concludere che questo tipo di legislazione non tenga conto della pregressa e specialistica legislazione in tema di lavoro agile, perché l'anziano, anzi, se me lo consentite, entra proprio in contrasto da un punto di vista soggettivo con
virgolette, il giovane, cioè colui che usufruisce, o soprattutto la giovane, colei che usufruisce delle priorità accordatele in tema di lavoro agile. Quindi bisogna trovare degli altri strumenti. Da questo punto di vista segnalo, per esempio, ne ho analizzato uno, ma ho visto che è simile per tutti gli altri comparti. Se prendete l'articolo 40 del contratto collettivo nazionale funzioni locali, il lavoro agile ha degli ulteriori criteri individuati dalla contrattazione collettiva, che sono le esigenze di salute, la disabilità, la genitorialità e eventuali casistiche previste dalla contrattazione collettiva integrativa. Quindi forse da quest'ultimo punto di vista si può trovare un ulteriore ausilio per gli anziani, ma allo Stato la contrattazione collettiva nazionale non prevede un criterio di priorità. Quindi io credo che si potrebbe cercare di inserire il lavoratore anziano in quel novero di soggetti che possono usufruire del lavoro agile con una certa agevolazione rispetto agli altri, solo appunto lavorando tra le pieghe del diritto antidiscriminatorio e forse lavorando ancora di più e interpretando in maniera estensiva, come diceva poco fa la collega Spinelli, anche attraverso il sistema degli accomodamenti ragionevoli. Tuttavia, oltre agli strumenti previsti dall'articolo 5, quindi modifiche sul piano organizzativo e lavoro agile, voglio evidenziare che il tema degli anziani rientra nell'ambito del pubblico impiego anche per quel che concerne il PIAO. Vengo a spiegarmi. In fondo, se voi ci pensate, con il PIAO il dirigente deve appunto prevedere tutta una serie di propri fabbisogni e peraltro anche organizzare la struttura del personale e i fabbisogni di personale interni, tenendo conto peraltro del lavoro agile che è espressamente menzionato alla lettera B del comma 2 dell'articolo 6 del DL 8021 che ha introdotto il PIAO. Però il PIAO tiene conto di due elementi che secondo me possono interagire con la condizione anziano. Il primo è quello che riguarda i criteri di performance per la valutazione della performance individuale e collettiva, e da questo punto di vista, se si volesse veramente valorizzare la condizione dell'anziano, si potrebbero introdurre criteri che tengano conto appunto di questa condizione. Ma altresì la lettera B dell'articolo 6 del DL 80 prevede anche che nel PIAO deve essere contemplata la completa alfabetizzazione digitale dei dipendenti, e questo può essere un elemento di ausilio per tanti anziani che nella pubblica amministrazione, sappiamo, non vorrei risultare offensivo, possono avere difficoltà dal punto di vista digitale. E soprattutto lettera C, il dirigente nella redazione del PIAO deve individuare criteri di valorizzazione delle risorse interne rispetto alle progressioni di carriera attraverso una valorizzazione dell'esperienza professionale maturata. Quindi, se vogliamo, la condizione di anziano da questo punto di vista potrebbe anzi costituire un elemento di valorizzazione per quel che concerne le progressioni di carriera. Vado velocissimo alle conclusioni per evidenziare alcuni aspetti relativi ad un ambito previdenziale che da poco è stato modificato. In un primo momento mi sono interrogato sull'effettiva validità di queste norme, atteso che il lavoratore anziano, ai fini del decreto 24, è solo colui che abbia compiuto 25 anni di età. Scusate, 65 anni di età. E ciò andava a coordinarsi con quella disposizione di carattere previdenziale per il quale il pensionamento d'ufficio avvenisse appunto al raggiungimento dei 65 anni di età. Quindi il valore era estremamente residuale di queste norme. Tuttavia non è più così, perché ora sappiamo che il collocamento a riposo d'ufficio dal 1° gennaio 2025 è stato innalzato ai 67 anni di età. Altresì, su autorizzazione del dirigente su base volontaria, il lavoratore può proseguire a lavorare sino a 70 anni di età.
Altresì esistono anche degli altri strumenti su cui non mi dilungo, però pensate che le finestre per il 2026 sono di 5 mesi, poi di 5 mesi nella misura in cui vengono disposte dall'ordinamento, quindi potrebbero slittare ulteriormente, cioè a dire il lavoratore ben può continuare a lavorare attualmente oltre i 65 anni e pertanto penso che questi strumenti acquisiscano un valore maggiore. E concludo evidenziando che la contrattazione collettiva di settore si è interessata al tema e nelle ultime tornate elettorali di rinnovo ha introdotto gli strumenti di age management su 3 contratti di comparto su 4 è stato introdotto questo strumento che prevede tutta una serie di possibilità per rendere le lavorazioni degli anziani più aderenti alla loro effettiva condizione. Gli esempi possono essere molteplici, da esempi relativamente tecnici e numerici, ulteriori 2 ore di permesso per le visite sanitarie per soggetti ultra sessantenni, alla riduzione del numeri di lavoro notturno, riduzione della durata del turno stesso, divieto di addizione al lavoro notturno o dove questo non è possibile, pensate proprio al caso della sanità, l'affiancamento del lavoratore anziano con il lavoratore giovane, sia ai fini della trasposizione delle conoscenze scientifiche e mediche, sia anche come forma di ausilio del lavoratore stesso. Segnalo che poi i contratti collettivi, in particolare solo quello delle funzioni centrali, ha anche una piccola parte dedicata alla skill obsolescence e quindi al combattimento da parte del dirigente di questo tipo di obsolescenza tecnica dell'anziano lavoratore che lo isolerebbe e appunto viene esplicitamente menzionato il rischio isolamento nel contratto delle funzioni centrali, che deve appunto essere combattuto attraverso strumenti quali, e viene di nuovo ribadito la modifica dell'organizzazione ed in particolare anche il lavoro agile, anche se, consentitemelo, combattere l'isolamento attraverso il lavoro agile mi sembra una contraddizione in termini, perlomeno sul piano produttivo. L'ultima considerazione personale velocissima che faccio per lasciare spazio ovviamente alle conclusioni del professor Santucci è quella relativa al fatto che però non dimentichiamoci il lavoro pubblico, piaccia o non piaccia, ha delle caratteristiche diverse dal lavoro privato. Non fosse altro perché il soggetto a cui ci si rivolge non è il mercato, non è il cliente, ma è l'utente, c'è una funzione pubblica e pertanto comunque la presenza del lavoratore all'interno della sede deve essere garantita. Tenete conto da questo punto di vista anche di tutte le funzioni in tema di sicurezza, perché si sono verificate situazioni in cui il soggetto che è anche il responsabile della sorveglianza sanitaria, è il soggetto responsabile della sorveglianza antincendio, può essere il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, non può, o perlomeno non può sempre svolgere la propria prestazione da remoto, in smart oppure in modalità agile. Quindi da questo punto di vista bisogna anche trovare delle ulteriori e diverse forme che modifichino il modello organizzativo e produttivo delle pubbliche amministrazioni che tengano conto appunto della condizione di anzianità. Ho cercato di stringere il più possibile il mio intervento per lasciare spazio al professor Santucci, cui cedo la parola. Grazie, buonasera a tutti. Ringrazio prima di tutto Anna Troisi perché mi ha invitato a questo seminario. Ringrazio la collega Anna Zilli e il professore Alessandro Boscati, ma è un ringraziamento che ritorna per l'organizzazione, che ripeto, che viene reiterato per l'organizzazione di CLIP. Ovviamente le conclusioni saranno conclusioni rapide perché mi rendo conto che siamo al di fuori dell'arco orario di riferimento, quindi cercherò di essere quanto più sintetico possibile e evidentemente poi queste conclusioni sono difficili da svolgere perché mi trovo di fronte, ma questo va diciamo a vantaggio della qualità di questo seminario, di relazioni complete, puntuali, molto ampie, per cui non è possibile poi entrare nel merito. Io per la verità
ho pensato di fare 2 o 3 osservazioni, 2 o 3 osservazioni, alcune di carattere specifico sentendo le relazioni, altre diciamo un'osservazione di carattere generale. Per quanto riguarda le osservazioni di carattere specifico, insomma si tratta di materie che mi hanno comunque sempre appassionato. La relazione di quando detto da Alessia Gabriele mi trova molto d'accordo con quello che ha detto. E quindi seppure è da rilevare che c'è un progresso, sì, un salto enorme del nostro ordinamento rispetto alle leggi paritarie, non so, faccio riferimento alla legge famosissima 903 del 77 e la 125 del 91, ma anche al codice delle pari opportunità, ancora il peso della cura mi pare che ricada ancora in modo troppo sulle donne lavoratrici, e questo costituisce un handicap sia per l'occupazione delle donne, che quindi sono sfavoriti anche da questo punto di vista perché vengono sempre considerate un peso anche per questo, e sulla retribuzione delle donne, quindi c'è un problema anche di disparità retributiva. È stato citato il rapporto INPS del 2025, questo rapporto INPS lo evidenzia, come lo evidenzia il report sulle causali delle dimissioni, che sono in gran parte delle donne e in gran parte sono legate alla cura della famiglia. Quindi è evidente che insomma il work-life balance non è per niente, non è ancora realizzato, diciamo, per niente mi sembra un po' esagerato, comunque diciamo non è ancora del tutto realizzato. Io penso che in prospettiva il congedo paritario, che purtroppo insomma, paternità e maternità ovviamente purtroppo per ora diciamo che è stato messo da parte dalla maggioranza parlamentare, consentirebbe un'ulteriore svolta culturale, no? Su questo, un consolidamento, diciamo, dal momento che già ora il congedo di maternità, diciamo, che esce dall'ambito, diciamo, della malattia, come è sempre stato detto, perché è fruibile soltanto anche solo postpartum, quindi è evidente che non si tratta di un congedo che viene dato in special modo per la cura dei figli, e quindi il congedo paritario probabilmente potrebbe farci uscire fuori ancora di più, potrebbe costituire una svolta per questi aspetti, e dall'altro poi ancora il congedo parentale, che avrebbe bisogno di ulteriore promozione economica per vincere le resistenze che sono basate sulla scarsa attrattività del trattamento economico ancora troppo basso. Quindi per quanto riguarda la disabilità invece diciamo che sono ancora d'accordo con la professoressa Spinelli per quello che ha detto. Mi piace sottolineare gli aspetti soprattutto diciamo di effettività della normativa, perché in effetti qui siamo di fronte sempre a un problema di effettività poi dei diritti, e quindi bisognerebbe spingere per quelle condizioni, per quegli elementi che fanno realizzare, fanno diventare effettivi questi diritti. E la figura del disability manager o il responsabile dei processi di inserimento e di accessibilità, insomma, secondo me è importantissimo, bisognerebbe realizzarla appieno, perché questo consentirebbe di evitare quello che spesso si riscontra, e cioè il fatto che il disabile sì ovviamente viene inserito, ma poi diciamo non resiste molto, quindi ci sono molte interruzioni di rapporti di lavoro, per cui poi la normativa diventa ineffettiva. Diciamo che dopo l'inizio bisogna poi continuare a insistere perché poi il disabile, la persona con disabilità, possa effettivamente trovarsi a suo agio all'interno del sistema produttivo. Fatti queste 2 osservazioni, per carità, è bellissima e importantissima la relazione anche di Filippo Livelli, ma qui sono meno, diciamo, preparato rispetto agli anziani, anche se insomma è un po' una contraddizione in termini rispetto alla mia situazione personale, però voglio dire sono meno preparato. Vorrei fare un'osservazione di carattere generale e riguarda, sono 17:37, proprio poche battute, riguarda diciamo, gli istituti che sono stati citati vanno ad incrociare in tutto o in parte l'istituto storico del diritto del lavoro, che è la sospensione del rapporto di lavoro, della prestazione lavorativa. Qui in effetti diciamo che l'istituto si è molto consolidato, soprattutto grazie alla Costituzione,
e grazie poi a tutte le ipotesi in cui ci sono dei diritti che prevalgono sull'adempimento della prestazione lavorativa, che chiaramente sono tutti diritti previsti da norme legislative o anche da norme legislative o anche di contrattazione collettiva, e quindi appunto dicevo che l'istituto dell'istituto della sospensione comunque prevede regole che sono un po' comuni sia al lavoro pubblico che al lavoro privato. A fare differenza sono soltanto alcuni casi, alcune regole attinenti magari al controllo delle condizioni o a finalità dissuasive di abusi. Per esempio viene citato questo trattamento di malattia che dovrebbe costituire un disincentivo nei confronti dei lavoratori pubblici, cioè che nei primi 10 giorni di assenza sappiamo che viene erogato soltanto il trattamento economico fondamentale. Diciamo che è una disciplina che secondo me, anche se è stata approvata dalla Corte Costituzionale, non mi trova d'accordo, perché in effetti, come dire, mette insieme, uniforma sia coloro che effettivamente sono malati, sia quelli che appunto ne approfittano, ma poi potrebbe anche essere il contrario della dissuasione, anzi potrebbe essere un incentivo a prolungare ovviamente la malattia per evitare problemi, anche se probabilmente forse incide anche sulle malattie più lunghe. Per i primi 15 giorni comunque non è corrisposto questo trattamento. E dicevo delle differenze, quindi possiamo dire che ci sono delle differenze da questo punto di vista, oppure nella maggior parte dei casi le differenze sono fissate dai contratti collettivi, che solitamente sono più favorevoli per quanto riguarda il lavoratore nelle pubbliche amministrazioni, o anche da disposizioni legislative. Per esempio troviamo delle disposizioni legislative che vanno diciamo, a vantaggio di certi privilegi per i dipendenti pubblici, come per esempio quella dei distacchi sindacali, che è un privilegio da un lato, però anche una iniquità nei confronti dei lavoratori che comunque continuano a lavorare e si differenziano quindi dal settore privato. Quindi direi che dal punto di vista della sospensione del rapporto di lavoro possiamo dire che in questo, diciamo, il lavoro privato e il lavoro pubblico sono molto vicini, e le differenze si apprezzano, diciamo, per le specifiche situazioni. Fermo qui le mie conclusioni e passo la parola alla professoressa Zilli. Andiamo a concludere tutti insieme questo nostro incontro di oggi. Lasciatemi ringraziare tutte e tutti, e ben si vede che abbiamo approfittato dell'assenza del professore Boscati, perché ci siamo un po' allargati. Non faccio le conclusioni delle conclusioni, perché oggi davvero non c'è bisogno di tornare su nessun tema. Abbiamo avuto un'organizzazione perfetta, per la quale ringrazio la professoressa Troisi, che ha compiuto il miracolo del pacchetto all inclusive, direi, che in questi tempi in cui ogni litro, ogni oncia di carburante è preziosissima. Vado davvero a chiudere, perché siamo andati lunghi, ma benissimo lunghi, nel senso che ci siamo goduti un pomeriggio di grande qualità. Appropriamoci di nuovo di quel tempo che era vincolato, poi è stato liberato, poi è stato sospeso, poi è diventato agile. Direi che abbiamo tutti diritto adesso alla nostra ora di libertà. Non tutti in realtà, perché lasciamo il professor Olivelli qui dentro la stanza di Clip ad aspettare l'avvio del prossimo, che si terrà il 12 maggio con una joint venture padovana, e continuiamo su questo percorso ambizioso. Oggi abbiamo parlato di flessibilità e condizione della persona che lavora in queste molteplici declinazioni. Il pezzo che mancava a questa rassegna di Clip sono rischi e prevenzione dello stress nell'organizzazione pubblica flessibile. Per cui grazie già a tutte e a tutti per anche il lavoro che verrà fatto nelle prossime puntate di Clip. Grazie a chi è intervenuto qui oggi. A molto presto, arrivederci. Buona serata.